degli ospiti di un certo tipo, per cui di sicuro sapranno darvi informazioni molto più del sottoscritto. Per cui inizierei subito con la presentazione degli ospiti. Abbiamo il dottor Gianni, direttore campagne Greenpeace Italia. Benissimo. Accompagna Elena Mazzoni, responsabile nazionale ambiente di Fondazione e portavoce della campagna Stop TTIP Italia. Dopo, per approfondire gli argomenti anche territoriali, abbiamo invitato Michela Piccoli, una delle mamme no pass, una questione pesante che abbiamo sul territorio, e poi avremo il compagno Zanella di Treviso che segue da anni la questione pedemontana, per cui l'entità degli argomenti sono pesanti e vasti, insomma, ecco, per cui io vi leggerei, tanto per non dimenticare qualche passaggio che se non ho la pretesa, ma se posso lanciare qualche spunto di riflessione, insomma, con una piccola introduzione che dura qualche minuto, poi lascerei subito la parola agli ospiti. Allora, i profondi cambiamenti climatici che il pianeta sta affrontando mutano le condizioni e gli stili di vita su tutta la Terra. Questa serata ci servirà appunto per comprendere ed approfondire il problema e i futuri scenari che ci dobbiamo aspettare. Lo faremo con le preziose informazioni e considerazioni che gli ospiti ci daranno. Da recenti studi eseguiti da eminenti scienziati e consegnati all'ONU, apprendiamo che se non ci saranno prese di posizione forti, queste variazioni causeranno circa 250.000 morti in più all'anno in tutto il mondo. Le notizie che ci arrivano parlano di desertificazione e innalzamento degli oceani. Questi sono eventi incontrovertibili e stanno già iniziando il loro corso. Nonostante questo, esistono ancora governi che per ragioni economiche negano il problema. Il dottor Alessandro Gianni, direttore campagne Greenpeace Italia, associazione che non ha bisogno di presentazione e che è in campo a livello globale su tutte le lotte ambientali e contro ogni sfruttamento del territorio, ci farà una disamina della situazione attuale delle condizioni ambientali del pianeta e delle conseguenze che molti popoli stanno già pagando. Come cambia la vita di quelle persone che subiscono quelle variazioni e che vedono trasformare il loro contesto ambientale. Come abbiamo visto, anche l'Italia non è immune da queste tragedie. Tempeste improvvise e bombe d'acqua colpiscono le nostre città e i nostri territori. Ma non solo, l'intero paese, disseminato di discariche tossiche, continua la speculazione edilizia e conseguente cementificazione. Diventa per questo importante la lettura che ne dà il dottor Gianni, Greenpeace in merito a questi argomenti e come uscirne. Le politiche che l'attuale governo e gli ultimi succeduti non danno una risposta chiara ed efficace contro questa crisi, anzi favoriscono gli interessi delle grandi lobby finanziarie a discapito dell'ambiente, dei lavoratori e dei cittadini. Per questo l'intervento della compagna Elena Mazzoni diventa altrettanto importante. La compagna Elena, responsabile nazionale ambiente di Fondazione Comunista e referente della campagna Stop TTIP Italia, porta avanti da anni decine di vertenze ambientali del partito in tutto il territorio nazionale. Capire come lo sfruttamento del capitale sull'uomo e sull'ambiente è determinante nella totalità del problema. Il superamento dell'eterno conflitto ambiente-lavoro diventa fondamentale per costruire una pianificazione ambientale seria. Pensare che i governi occidentali possano proporre delle soluzioni coerenti con la gravità della situazione non solo è ingenuo ma quasi fazioso. Basti pensare ai contenuti di trattati commerciali internazionali che calpestano i basilari principi ambientali ma anche i pilastri fondamentali della vita democratica. Abbiamo deciso nel corso della serata di dare spazio anche alle lotte ambientali più importanti nel Veneto. Con piacere ospitiamo alcune mamme no pass che ci racconteranno la loro esperienza, mettendo in luce un caso gravissimo in cui un'azienda, sversando materiali inquinanti, ha gravemente compromesso una delle falde acquifere più importanti della regione. È un caso gravissimo che mette a rischio la salute dei cittadini. Questa lotta che le mamme no pass portano avanti insieme ad associazioni di cittadini resta emblematica per come è riuscita, partendo dal basso, a radicarsi nel territorio. Daremo spazio poi alla Pedemontana, una grande opera che sta inesorabilmente rovinando parte del nord del Veneto. Ce ne parlerà il compagno Gabriele Zanella di Treviso, che segue da anni l'iter e ci darà delucidazioni sul percorso di questo manufatto inutile. Come avete capito, gli argomenti sono complessi, vasti e innumerevoli, ovviamente toccano anche Padovano, passando dalla cementificazione selvaggia alla mala gestione dei rifiuti nella bassa padovana.
Non abbiamo il tempo ovviamente per sviscerare tutti i problemi ambientali, ma di sicuro diventa importante dare una chiave di lettura che spinga la riflessione sul modello di sviluppo attuale e come questo sia del tutto inconciliabile con la crisi ambientale che il pianeta sta affrontando. Ecco, io non vi ruberei altro tempo e lascerei subito spazio a Gianni. C'è qualcuno che sa far funzionare quel computer? Non mi guardare. Perché io avrei una presentazione, ma non so come fare per collegarlo. Se qualcuno sa come fa, forse ce la facciamo. Bisogna collegarlo al proiettore. Ma è collegato. Però il proiettore rifiuta di essere collegato. Adesso questa è messa bene, però dice che il segnale è assente, quindi. Guarda un po'. Potremmo adottare la prima regola dell'informatica, spengere il proiettore e riaccenderlo, vero? Bravissima. Sì. Vedo che come c'è scritto da sopra. Segnale Sempre assente. segnale No, Sopra era comparso ma è andato. Computer. Aspetta perché è anche sfocato, oltre che tutto è pure sfocato. Quello è il meno, il problema. Video, computer, adesso dovrebbe avere, qui dovrebbe selezionare da dove Video, arriva. sì, video. No, è computer dovrebbe essere. C'è presa USB sul proiettore? No, ma è collegato. No, perché se c'è presa USB si può mettere la chiavetta direttamente nel proiettore. No. Computer in. Computer out. Già fatte così. Ehi! Bravo! Dormiamo un po'. Questo. Poi invece era tutto Se passiamo un po' le luci si vede meglio. Abbiamo messo l'entrata e l'uscita. Ci siamo. Poi ci va davanti. Fermalo. Le luci. Le luci forse sono quelle? Se vuoi ti faccio andare avanti. Esatto, se qualcuno mi fa andare avanti, poi secondo me se vi mettete là vi risparmiate il torcifuoco. Io questa è una cosa d'amico che vi dico, poi fate come volete. Poi, come faccio il maestro? Guarda bello, Perché? Perché questa è una proiezione PowerPoint. Siccome non funziona questo computer c'è un PDF di scorta, sempre avere un piano B. Grande. Quindi la cosa migliore è avere un piano B. Allora, mi è stato chiesto di parlare del cambiamento climatico, è una questione di cui Greenpeace si occupa da parecchi anni e che è considerata una delle principali emergenze ambientali di questo pianeta. È bene che sappiate che io ne parlo come ambientalista, quindi sono di parte. Sono un biologo, quindi non sono un climatologo, non sono un fisico, quindi se dico delle fesserie la cosa è esattamente del fatto che non sono esattamente, questo non è esattamente il mio mestiere. Andiamo avanti, innanzitutto vediamo un po', prova un po' a meglio con le freccette, sai, sul computer. Perché non è power, pensavo fosse un power. No, non è un PowerPoint, Sì, questa qui è. Vabbè. Innanzitutto capire cos'è il clima.
Il prima è la descrizione statistica dei valori medi di tutta una serie di parametri, temperatura, venti, umidità, eccetera, nel corso di un periodo di tempo che può essere piuttosto lungo. Vedete che c'è una definizione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale di 30 anni, quindi per definire il clima di Padova si prendono le medie statistiche degli ultimi 30 anni. Il clima non è il tempo in senso meteorologico, cioè se una volta piove a questa maniera non è che necessariamente si deve parlare di incremento climatico, se comincia a essere una cosa frequente allora non dobbiamo preoccuparci. Il clima è cambiato sempre, queste sono le temperature, vedete alla fine della glaciazione le temperature erano molto basse, sono andate ad un certo livello, sono stati degli ottimi, cioè dei periodi piuttosto caldi, ci sono state delle piccole glaciazioni, per esempio questa corrisponde alle human migration, sono le cosiddette invasioni barbariche, per chi stava da questa parte del confine dell'impero romano. Questa è la piccola glaciazione in epoca post-medievale, però insomma, il clima ha sempre fluttuato, questa è stata una situazione normale. Ogni tanto quindi può cambiare anche che cose vanno avanti. Proviamo ad andare avanti e proviamo a capire innanzitutto cos'è il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è praticamente un problema di quantità di calore. Il calore noi lo riceviamo dal Sole, il calore arriva da terra, la terra si riscalda e lo rimette come infrarosso. Una parte, mediamente il 30% di questo calore sfugge nell'atmosfera, una parte rimane intrappolato. Chi ha fatto campeggio sa che una cosa è dormire in una serata con cielo nuvoloso, un'altra cosa è dormire con cielo sereno, perché si raffredda molto di più la temperatura, perché le nuvole fanno questo che si chiama effetto serra. Quello che sta succedendo è che noi stiamo aumentando, come dire, la forza di questo tappo, quindi il calore che esce dal pianeta è sempre di meno. Queste sono un po' alcune delle cause che vedete, ci sono i propellenti, questo è i famosi CFC, quelli del buco dell'ozono, questo è il metano vedete che ha due fonti, una è tipicamente l'agricoltura, compresi gli allevamenti, e un altro l'uso di combustibili fossili che sono poi in gran parte responsabili di emissioni di anidride carbonica. Questo sostanzialmente si comporta un accumulo di gas serra e questo porta a un aumento delle temperature che a sua volta ha tutta una serie di effetti, innalzamento dei mari, aumento della forza delle tempeste, eccetera, poi ne parleremo. Aumento delle temperature si deve sempre intendere una media planetaria. Vedete questo schema, le aree rosse sono quelle in cui c'è un aumento rispetto alla media, quelle in cui invece c'è un raffreddamento, quindi non è che l'aumento è sempre uniforme dappertutto su tutto il pianeta. Quello che si vede è che chiaramente di rosso ce n'è molto di più che di blu, questo è del maggio 2018 per fare un esempio. Questo è un grafico abbastanza importante per farci capire come stanno andando le cose. Questo grafico in estrema semplicità mostra l'andamento in blu, sono quelli che si chiamano i modelli climatici, cioè cosa succede teoricamente al clima se va secondo i nostri calcoli, e queste sono le nostre osservazioni. Vede che dal 1900 fino alla fine più o meno negli anni 70, vedete queste due curve si sono incrociate più volte, io l'ho contate circa 20 volte. Questo vuol dire che il modello oscilla intorno alla realtà, quindi predice in maniera tutto sommato sufficientemente accurata la situazione. Dalla fine degli anni 70 la realtà va da un'altra parte. Dalla fine degli anni 70 noi assistiamo a un aumento di temperature che non è spiegabile con i modelli climatici naturali. Ci sono altre cause e quelle cause siamo noi. Andiamo avanti. Questa data degli anni 70 è la data che tornerà. Questo è un po' il ciclo del carbonio. Ovviamente il ciclo del carbonio è una cosa che a livello planetario ha dei numeri spaventosi, questi sono gigatonnellate, vedete che sono degli scambi, questi sono diciamo, le emissioni dell'uomo, vedete sono valori che sono molto inferiori agli scambi naturali, ma questi tutto sommato vedete che hanno un certo livello di equilibrio. Quindi quello che noi stiamo facendo è aggiungere giorno dopo giorno un po' di gas serra alla nostra atmosfera. I gas serra, normalmente quando si parla di gas serra si immagina la CO2, vedete che la CO2 in realtà è responsabile del 64% dell'effetto serra, il metano di poco meno del 20%. Spesso si sente dire che il metano ha un effetto serra molto più potente, un gas serra molto più potente, tipo 5-6 volte più potente della CO2. Perché allora qua il numero è più basso? È un po'
come a Fukushima. Se voi eravate a Fukushima il giorno che c'è stato il porto, il vostro problema era lo iodio radioattivo. Lo iodio radioattivo si accumula molto velocemente nella vostra tiroide e fa venire il cancro alla tiroide. Ma se ci andate adesso, questo problema non c'è più. Avete il problema del cesio, perché lo iodio decade in poche settimane, non ce n'è più. Il cesio ci vogliono 300 anni per levarsi il meglio. Quindi questo contributo non dipende solo dalla potenza di effetto serra del gas, ma anche da quanto dura quella molecola nell'atmosfera. Quindi la CO2 è un gas molto più persistente e per questo nei modelli climatici ha un peso molto maggiore come gas serra. Questi sono i famosi CFC, questi sono altri componenti. Il problema grosso è che, con l'eccezione dei CFC, per i quali c'è uno specifico protocollo, il protocollo di Montreal, che è il famoso buco dell'ozono, per intenderci, gli altri gas stanno tutti aumentando e quindi l'effetto serra tende ad aumentare. Quindi non è vero che il cambiamento climatico è solo causa della CO2, ci sono altre componenti, e soprattutto non è vero che la CO2 in atmosfera causa solo il cambiamento climatico, perché molto rapidamente, passiamo pure avanti, c'è un altro problema legato all'aumento della CO2 nell'atmosfera, è il fatto che è un effetto, possiamo chiamarlo effetto Coca-Cola. Se noi aumentiamo la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera, questa si scioglie negli oceani. Gli oceani diventano via via più saturi di CO2 e questo abbassa il pH, cioè gli oceani diventano più acidi. Che c'è? Allora, avete fatto mai a scuola quando eravate bambini, io lo facevo, l'esperimento di mettere un guscio d'uovo dentro l'aceto o il limone? Praticamente si squaglia. Quando il pH si abbassa, quell'equilibrio che fa sì che il guscio resti qualcosa di duro, carbonato di calcio, viene meno. Praticamente si scioglie. Ora in mare ci sono un sacco di animali che hanno gusci calcarei, conchiglie di molluschi, coralli, crostacei, eccetera. Tutti questi organismi, vedete che al 2100 questo è un effetto solamente della acidificazione degli oceani, saranno completamente inabitabili in gran parte delle aree profonde, questo è un modello particolare. Vedete che il verde scuro non c'è più e il verde scuro è quello che permette la vita corallina, quindi anche la barriera corallina australiana per esempio è estremamente fragile rispetto a questo tipo di effetto. Quindi questo è qualcosa che ha a che fare con la presenza di CO2 nell'atmosfera, ma non ha niente a che fare con l'effetto serra. È un'altra cosa, per questo si chiama l'altro problema del carbonio. Torniamo invece all'effetto serra. Allora, cosa stiamo rischiando noi con questo? Questo è solo una carrellata degli impatti. Una delle cose più evidenti è la diminuzione della superficie minima dei ghiacci del Polo Nord, dell'Artico. Vedete, questo era il limite minimo al 1970, questo è più o meno la situazione attuale. Questo che vedete qui in violetto è al 2100. Che problema c'ha questo? A parte che è un problema molto grave per l'ecosistema e per le persone che vivono nell'Artico, è un problema per tutti noi perché si crea quello che si chiama un feedback positivo, perché il ghiaccio ha la particolarità di riflettere il sole, no? Quando si veste di bianco sta più fresco, se si veste di nero il vestito assorbe calore, quindi il ghiaccio riflette il calore, l'acqua di mare è più scura, assorbe calore, più calore si assorbe, più il ghiaccio si scioglie e più calore si continua a assorbire, quindi questo è quello che è un loop positivo. Più calore assorbiamo e più si scioglie il permafrost. Il permafrost è uno strato ghiacciato che contiene enormi quantitativi di anidride carbonica e metano. Questi sono in milioni di tonnellate di CO2 equivalente le emissioni previste per lo scioglimento del permafrost da qui al 2100. Vedete che sono valori di 4.000 milioni, 4 miliardi di tonnellate, 5 miliardi di tonnellate, 6 miliardi di tonnellate l'anno. Questa è una catastrofe. C'è uno studio che ha stimato che gli effetti tra il 2035 e il 2045 dello scioglimento del permafrost sono dello stesso ordine di grandezza del PIL del pianeta, effetti economici. Quindi questo è una minaccia estremamente grave. Andiamo avanti. Il più grande ecosistema del pianeta più o meno
tutti sappiamo che il mare si sta riscaldando, poi vedremo un esempio, anzi non vedremo nel PDF, non ci vedete, questo è l'aumento, vedete, qui le temperature medie oscillano, poi cominciano a aumentare, da quando? Dal 1970. Il periodo è sempre questo. Intorno agli anni 70 noi abbiamo cominciato a incidere per davvero con l'effetto serra. Che effetto ha questo? Il primo effetto è che temperature elevate tendono a stratificare le acque degli oceani. Siccome la produzione primaria di alghe negli oceani dipende dalla luce del sole, ma dalla possibilità di avere sali nutritivi, questi sali nutritivi tendono ad andare sul fondo degli oceani, le correnti eccetera rimescolano le acque e quindi praticamente fertilizzano lo strato superficiale degli oceani. Se c'è un tappo, questo rimescolamento non c'è più e quindi la stima è che dagli anni 50 la produzione del fitoplancton è diminuita del 40%. E quindi come se avessimo perso il 40% del prato dove pascolano le nostre pecore. Questo è un po' il discorso. Poi c'è un'altra questione che è pure questa poco nota. Questo è l'andamento del volume dell'acqua. Vedete che ovviamente a meno 0 gradi l'acqua non è liquida, quindi la curva non ha senso, l'acqua comincia a sciogliere e tende a diminuire di volume quando arriva più o meno a 4 gradi centigradi. Riscaldando l'acqua il suo volume aumenta, gli oceani sono da questa parte della curva, quindi quando noi scaldiamo l'acqua il suo volume aumenta. Se noi aumentassimo di 1 grado l'acqua di tutti gli oceani, che è una cosa enorme, il volume degli oceani salirebbe di 8 metri, quindi basterebbe solo questo per fare alzare il livello del mare. Ora, l'innalzamento del livello del mare andiamo avanti è in realtà una delle cose che ci sta più fuori, uno degli impatti più famosi. Vedete che la stima del panel di scienziati dell'IPCC è ancora abbastanza, secondo molti prudenziale, diciamo siamo in ordine tra mezzo metro e 1 metro, però ci sono, come dire, valori di probabilità che non sono nulli per livelli di innalzamento dell'acqua molto più elevati, dell'ordine di 2 metri a fine secolo. Veramente è difficile fare questo tipo di previsione e questo innalzamento è legato 1 all'espansione dell'acqua, 2 allo scioglimento dei ghiacci continentali, Antartide e Groenlandia. Questo è l'effetto dei 2 sistemi combinati. Chiaramente se si scioglie ghiaccio che sta sull'acqua non c'è nessun cambiamento di volume, no? Anche per l'esperimento si faceva da bambini, si faceva sciogliere il cubetto di ghiaccio nell'acqua, il livello dell'acqua non cambiava. Ma questi sono ghiacciai continentali. Vedete che c'è un contributo molto grande della Groenlandia, assai più basso stimato dell'Antartide. Perché in Antartide succede? C'è caldo sui bordi, ma qui si riforma neve, si riempie di ghiaccio. Però quello che stiamo scoprendo ultimamente è che questa struttura così diventa instabile. È come avere una cupola dove voi continuate ad aggiungere materiale in cima e a scalzare la base. Quindi sto ghiaccio tende molto più rapidamente a scivolare e quindi a perdere pezzi. Per cui le stime che stanno facendo gli scienziati sono sempre assai prudenti dell'IPCC, secondo alcuni sarebbero da rivedere, perché questo meccanismo di mobilitazione del ghiaccio dell'Antartide potrebbe in realtà portare questa curva a livello della Groenlandia e quindi l'effetto sarebbe molto molto maggiore. Andiamo avanti. Questa è una famosa cartina che riguarda l'impatto dell'innalzamento dei livelli del mare lungo le coste italiane. Notoriamente la costa del Polesine è quella che in assoluto più impattata. Questi sono i valori, vedete c'è una forchetta, 315 a 1535 mm di abbassamento. Sono valori molto più alti di quelli che per esempio trovate a Casamino a Trapani, 231, 1451. Ma il mare non si alza spesso dappertutto e non c'è solo quello. C'è il fatto che questa parte dell'Italia fa così e quindi si abbassa comunque. Più credo che forse siano conteggiati anche alcuni degli emungimenti di idrocarburi, acqua eccetera, quindi l'effetto netto è che questo sistema, sostanzialmente il sistema del delta del Po, va giù molto più della media delle coste del litorale italiano.
c'è un articolo, che ce l'ho pure da qualche parte, che si intitola Sinking Deltas, che fa un elenco dei 20 delta principali e poi è secondo in classifica come rischio in generale. Andiamo avanti. Ecco, un'altra delle conseguenze del cambiamento climatico sono le tempeste. Questo è un dato particolare, perché questo è il famoso tifone Haiyan o Yolanda, che nelle Filippine ha avuto venti di oltre 300 km all'ora. In realtà ci sono state raffiche oltre 350 km all'ora. Ha ucciso ufficialmente 6.200 persone, in realtà, siccome l'anagrafe delle Filippine non è che sia granché, pare che le vittime siano molto di più, 10.000. Il problema è che queste che vedete qua sono tutte foto nel Mediterraneo. Vedete, la prima struttura di pseudo-uragano è comparsa nel Mediterraneo nel 95. Questa roba che vedete qua, questa è la Sicilia. Quindi qui siamo nel Mediterraneo orientale. Dopo 10 anni compare quest'altra struttura, si intravedeva qui, questa è l'isola di Creta, quindi siamo ancora nel Mediterraneo orientale. Questo è Vega, nel 2014, questa è sempre la Sicilia, quindi il Mediterraneo centrale. Questo è Numa, è nel 2000, se non sbaglio, 17. Questa è l'Italia, la Calabria e la Sicilia. E queste strutture ovviamente tendono a diventare sempre più frequenti, perché ci sono, come dire, dei motivi, diciamo, dovuti all'accumulo di energia nell'acqua di mare. Andiamo avanti. Ecco, questo è un titolo che ho copiato da un sito, vedete? In Italia nel mese più o meno di ottobre sono stati 37 morti per il maltempo, tra virgolette. E questo è caldo anomalo. Questa è una foto, vedete, di un meccanico che c'era a fine settembre, sempre dal Mediterraneo orientale, questo si è spostato in questa direzione. Poi c'è un dato che però mi sa che non ho inserito, provo ad andare avanti, vedete se l'ho sistemato il PDF. No, hanno misurato la quantità di calore a largo, mi pare, delle Tirreniche in Campania. Cioè, quest'anno la temperatura del mare era 21 gradi uniforme da 0 a 70 metri di profondità. Normalmente in questo periodo 70 metri dovrebbe essere l'ordine di 15 gradi. Quindi questi 6-7 gradi di differenza sono tutta energia che viene accumulata in mare e che poi scatena queste tempeste. Quindi questo è il risultato di questo accumulo di energia. È un po' come aumentare il fuoco sotto la pentola, vedete che la pentola bolle sempre più velocemente, le celle di convezione vanno sempre più veloci. Andiamo avanti. 37 morti sembrano tanti, ma in realtà noi abbiamo avuto molto di peggio. Abbiamo avuto l'estate del 2013. Vedete che nel mese di agosto sono stati registrati circa 35.000 morti, soprattutto in Francia, ma anche in Italia sono arrivati oltre 4.000. In realtà la stima delle morti premature è dell'ordine di 70.000, con 10.000 morti premature stimate in Italia. E questa invece è la stima, con il rosso che tende a aumentare, delle giornate fose. Una giornata fose viene definita come la combinazione di notti tropicali con temperature oltre 20 gradi e giornate oltre i 35 gradi. Quindi voi vedete che noi rischiamo dopo il 2070 di avere circa 50 di queste giornate, con effetti normalmente sulle persone più deboli, anziani e bambini, come l'aria inquinata eccetera. Quelli sono i soggetti che tendono a essere più esposti a questo tipo di stress. Avanti. Ovviamente c'è anche la questione della desertificazione. Vedete che il nostro paese ha una spiccata tendenza alla desertificazione, che può essere alta o abbastanza alta, e quindi agli incendi. Siamo già messi in maniera decisamente complicata, andremo verso una situazione dove praticamente tutta la penisola, diciamo, il nord-est, sarà a rischio di incendio molto elevato. Questa era una foto dell'incendio famoso in California, Camp Fire. Sono almeno questo conto, tra l'altro non si è mai definito, perché sui giornali questa cosa non c'è più, ma siamo arrivati a 85 morti accertati, ma sempre qualche centinaio di dispersi per un singolo incendio. Il problema è che le temperature elevate e soprattutto il fatto che il suolo è sempre più arido tendono a scatenare sempre più di frequenti questi super incendi, che sono molto difficili da controllare e hanno una dinamica molto particolare.
È stato stimato che un incendio in Portogallo nel 2017 ha sviluppato calore equivalente a 142 bombe di Hiroshima. Quindi sono delle energie molto elevate. Quell'energia che abbiamo accumulato con l'effetto serra che poi si scatena in questa maniera. Se andiamo ancora avanti, io cerco di andare veloce, ma voi se avete dubbi fermatevi perché c'è tanta gente che vuole parlare. Qual è il problema? Il problema è che non è che possiamo resistere tutti alla stessa maniera a questo tipo di pressione. Questo è un grafico che fa vedere l'impatto sul PIL della produzione agricola di vari paesi. Vedete come alcuni paesi che sono, chiamiamoli fragili, sono anche a fortissimo rischio di perdita economica. Questi invece sono impatti più generali. Vedete, qua in verde c'è la questione del scioglimento dei ghiacci in Artico. Queste sono tutte le aree soggette a desertificazioni, questi sono i delta più popolati che sono in crisi e queste sono le aree soggette a uragani e tifoni, quelli in viola. Tutta la gente che sta lì avrà problemi a restarci, in maniera diversa a secondo, come dire, anche del contesto sociale. Se andiamo avanti, questo è uno studio che ha fatto l'Università di Germania, ci sono molti motivi per cui la gente può decidere di migrare. Innanzitutto il primo passo è lo sfollamento. Sfollare vuol dire che io non posso più stare qui perché c'è un terremoto, perché c'è un rione e scappo da qualche parte, ma questo non vuol dire che io migro, magari riesco a tornare, riesco a rimettermi da qualche parte in un paese vicino, eccetera. Quindi ci sono dei fattori macro, ovviamente può essere un fattore di impatto primario, può essere un fattore economico, può essere la guerra o la violenza, la demografia, fattori sociali. Un fattore per esempio importante per la migrazione è quanto è facile migrare in un altro paese, ci entro facilmente, non ci entro facilmente. Poi sono fattori più micro, più personali, l'età, il linguaggio, la religione, la percezione del rischio, quanto sono disposto a rischiare, quando voglio trovare nuove opportunità, quanto sono, diciamo, ricco, altri fattori che stanno in mezzo, quanto mi posso migrare. Un aspetto delle migrazioni che noi tendiamo a non considerare è che non è vero che sono i più poveri che migrano. I più poveri non ce l'hanno i soldi per migrare, i più poveri restano intrappolati dove sono. Sono quelli relativamente più abbienti che riescono a migrare, oppure sono soggetti in molte comunità dove la comunità si tassa per permettere a uno di loro di cercare fortuna altrove. Quindi sono tutta una serie di questioni che riguardano, diciamo, la decisione tra rimanere o migrare. E un altro dato importante, qui, giusto per guardare, nel mondo ci sono circa 19 milioni e passa di persone che migrano per motivi, che sfollano per motivi ambientali, e molte meno, tante, 8 milioni e mezzo, ma per cause dovute a conflitti, violenze, guerre. Quindi già oggi la pressione dei fenomeni naturali, qui dentro c'è una piccola quota pure che riguarda il cambiamento climatico, come terremoti e eruzioni vulcaniche, per esempio, ma è una quota abbastanza relativa. Il grosso sono fenomeni, alluvioni, tempeste, tifoni, eccetera, che in qualche maniera sono, quindi, tendenzialmente, statisticamente collegabili al cambiamento climatico. Andiamo avanti. Tutto questo sta innescando una questione di richiesta di giustizia di queste persone. Per esempio ci sono interi paesi che stanno scomparendo. Nel diritto internazionale uno Stato scompare perché viene debellato, viene conquistato. Noi stiamo aggiungendo a questa nozione basilare del diritto internazionale l'annegamento, sostanzialmente. Sono interi stati insulari che stanno andando sott'acqua, sono paesi che hanno un'altezza media dell'ordine del metro, l'altezza massima dell'ordine di 2 metri. Questi signori stanno comprando terra in altri posti per spostarsi. Alle Maldive hanno già cominciato a fare, comprare terra negli India e Ceylon per spostare i loro villaggi, perché sanno che tra un po' non avranno più. Questi sono un altro forte movimento che sta tenendo giustizia nelle Filippine, il famoso tifone Haiyan che vi dicevo, che ha chiesto a una corte nelle Filippine di audire, erano 52, ora sono mi sembra 48, grandi multinazionali, in qualche maniera collegate alle emissioni di effetto serra, che si giustificassero riguardo alle relazioni. Tra queste multinazionali ci sono Eni e Italcementi, che sono considerati i 2 più grandi emettitori italiani. Tra l'altro credo che tra qualche giorno dovremmo avere la prima decisione riguardo a questo
questo caso. Andiamo avanti, vediamo di concludere rapidamente. Allora, dove stiamo andando? Se non facciamo nulla, noi andiamo sostanzialmente verso uno scenario di aumento di 4 gradi centigradi. Questa è la situazione dei paesi che non hanno ratificato in qualche maniera il protocollo di Kyoto. Vedete che l'unico vero grosso del conto sono gli Stati Uniti d'America, che contano per il 36%. Sono altri paesi piccoli, per esempio c'è la Turchia, che è un altro paese che è rimasta ferma lì, ma per il resto tutti gli altri paesi che hanno ratificato corrispondono al 63% delle emissioni. Se fate la somma di 63 più 36 siete praticamente a 100. Se facciamo qualcosa, che più o meno sono le politiche in atto, vedete che noi rimaniamo in una forchetta tra 3 gradi e mezzo e 2 gradi e mezzo, il che vuol dire che Padova, diciamo, diventa a bordo mare. I terroni che verranno a Padova saranno quelli di Venezia, di Ravenna e tutto, perché quelli non potranno più starci. Quello che noi possiamo fare, perché abbiamo le capacità culturali e tecnologiche, è di provare a smorzare questa curva, a cercare di limitare questo incremento a 1,5 gradi. Abbiamo pochissimo tempo. L'ultimo studio dell'IPCC dice che abbiamo tra 12 e 20 anni per poter fare questa specie di miracolo. Che però è un miracolo che fa la differenza, che se fate, noi abbiamo fatto un po', questo lo trovate su internet, qua non leggerete assolutamente una mazza, prova ad andare avanti, vediamo se si trova qualcosa. Ma per esempio, vedete, la differenza è che ci sarebbe con 2 gradi un numero 4 volte maggiore di persone esposte a povertà e quindi potenzialmente a migrare. Le specie che perderebbero la metà dei loro individui sarebbero ridotte del 50% se noi rimanessimo a 1,5 gradi rispetto a uno scenario di 2 gradi. Altre alternative fanno un po' agghiacciare, per esempio questa. Ora io sono un marinaio, quindi se arriviamo a 1,5 gradi noi perdiamo solamente il 70-90% dei coralli. Se non riusciamo, noi perdiamo il 99%. Quindi comunque è un casino. Questo per essere chiaro, per non fare come i 5 Stelle che promettono di fermarli. Noi comunque siamo nel casino. Andiamo avanti. La teoria relativa, quindi non solo al cambiamento climatico, la teoria generale di questi autori, che va abbastanza per la maggiore, Presidente, la teoria si chiama della ciambella. È una teoria che deve riuscire, per cui dice noi dobbiamo riuscire da una parte a rispettare questi limiti naturali, questi confini che la natura ci impone, che non sono solamente i cambiamenti climatici, ma l'uso dei suoli, la perdita di biodiversità, l'ozono che ci serve, quanto aerosol nell'atmosfera, quanto inquinamento chimico possiamo tollerare, eccetera, è tutta una serie di diritti che tutti abbiamo, l'acqua, l'aria pulita, l'educazione, è tutto qua. Quindi noi dobbiamo riuscire con le nostre politiche a rimanere qui dentro. Questo è il nostro obiettivo. La cosa più grave di tutto questo è che queste curve qui, vedete che non sono novità. Questi sono gli studi del club di Roma, pubblicati dal MIT, del Massachusetts Institute of Technology, nel 1972. Quindi queste curve dal 70 al 2020 non sono più predizioni, sono fatti. E queste curve erano dei descrittori tutto sommato 40 anni fa abbastanza buoni di quello che davvero poi è successo. Però queste curve ci dicono qualcosa di brutto. Queste curve ci dicono che intorno al 2030 tutta una serie di cose di cui abbiamo bisogno, questo per esempio il cibo, comincerà a mancarci. Se noi continuiamo a perdere suolo, a rovinare il clima del pianeta, a perdere acqua, eccetera, noi andremo in una situazione di crisi che è emblematicamente e drammaticamente semplificata da questa curva nera. Questa è la mortalità. Vedete che la mortalità in questo pianeta sta scendendo, scende più velocemente, meno velocemente del tasso di nascita, quindi la popolazione aumenta, ma a un certo punto questa mortalità è previsto che abbia un'impennata terrificante. Ora io non ho fatto il conto della derivata di quella curva, ma quelli sono qualche miliardo di morti in un decennio, sicuro.
Quindi questa curva, questa predizione che dovremmo prendere sul serio, perché finora purtroppo è andata bene come predizione, ci dice che da qui al 2050-60 noi rischiamo degli effetti che sono terrificanti. Ed è brutto che i governi del pianeta continuino a perdere tempo davanti a una cosa del genere. È veramente forte, perché questa cosa è estremamente ovvia. Tutti devono sapere che noi siamo in pericolo, ma non noi. Io nel 2040 sarò morto, io ho 3 figli, è di loro che mi preoccupo. La verità è quella, che noi ai nostri figli stiamo lasciando un pianeta che non li sosterrà. Stiamo lasciando un pianeta che non gli darà non solo modo di avere gli viaggi che abbiamo avuto noi, ma anche cose che noi diamo per scontate, come per esempio la democrazia. In una situazione del genere non può esistere. In una situazione di panico di quel tipo, se adesso si spaventano che arrivano 100.000 immigrati l'anno e nemmeno, quando ne arriveranno 10 milioni l'anno, si potrà. Questo è, per questo il cambiamento climatico e la crisi ambientale in generale non è solo un problema ambientale, è un problema sociale e di politica. Quindi o si interviene per, come dire, aumentare l'adattamento e prevenire il peggio, oppure noi finiamo con qualche decennio di slittamento, ma sostanzialmente in uno scenario di questo tipo. Quindi questo è quello che ci dice la scienza e un po' anche la nostra esperienza. Grazie. Grazie, interessantissimo. Elena, se vuoi. Sì, allora anch'io ho una presentazione, però se mi permettete cambio un attimo l'ordine dell'intervento, perché dopo le slide in realtà mi sono venuti dei punti che non sono proprio dei punti tecnici, ma proprio partendo dall'ultima slide, non so se la potevamo ancora vedere, l'ultima, se riesci a metterla nuovamente, perché l'analisi che ha fatto Alessandro nell'ultimo punto, quindi analizzando, mostrandoci questa curva e i tempi di questa curva, si allaccia strettamente proprio a una questione che è una questione politica. Quindi quando parliamo di migrazioni arriviamo poi a parlare di un problema di sicurezza alimentare, che non è semplicemente un problema di sicurezza alimentare che abbiamo noi nel mondo occidentale, perché va anche detto che il 5° capitolo del rapporto che citavi prima degli esperti dell'ONU è tutto dedicato alla questione della sicurezza alimentare, e in regime di mutamento climatico già il cibo che mangiamo noi europei subisce delle alterazioni, ma ancora di più è a rischio poi alimentare tutta una fascia di popolazione del mondo, che è quella fascia che evidenziava nell'area verde nelle slide precedenti. La questione è una questione di enorme ipocrisia politica, perché chi utilizza poi la migrazione come uno spauracchio per togliere democrazia e per togliere diritti, che cosa fa poi dopo quando politicamente deve votare in varie sedi istituzionali perché queste cose praticamente vengano frenate, e perché gli strumenti che permettono una riduzione del cambiamento climatico, una riduzione dell'aumento della temperatura vengano posti in atto, votano in maniera completamente opposta. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il 4 ottobre del 2016, quando nella plenaria di Strasburgo è stato ratificato l'accordo di Parigi sul clima, ci sono stati 610 voti a favore, 38 voti contrari. Di questi 38, 5 voti contrari erano italiani, tutti, e 5 parlamentari della Lega Nord. Quindi la Lega Nord, che oggi se la prende tanto con la questione dei migranti, poi dopo vota assolutamente contro uno strumento che permette di ridurre il problema climatico e di conseguenza quello che per loro è la più grande emergenza che noi abbiamo in questo momento, ovvero la migrazione. Questo è il primo punto politico. Quando vota contraria, la Lega Nord vota completamente schierata insieme a tutto l'arco costituzionale del Parlamento europeo, che è la destra xenofoba, perché per la destra il cambiamento climatico non esiste.
Cioè per la destra il cambiamento climatico è una bufala, quindi quando noi parliamo di cambiamento climatico sono arrivati a definire il cambiamento climatico la nuova religione che ha sostituito praticamente il socialismo. Queste sono affermazioni di un assessore leghista che ha organizzato un incontro proprio sui cambiamenti climatici, contro i cambiamenti climatici a Verona. Quindi organizzando questo incontro loro hanno detto che il cambiamento climatico non esiste e che le mutazioni climatiche vengono utilizzate dagli ambientalisti da salotto, come ci ha definiti il ministro degli interni Salvini, senza tra l'altro alcuna competenza, perché non si spiega perché chi è ministro degli interni deve parlare della qualsiasi, compreso il problema ambientale che gente come noi insomma, affronta da anni, e questa quindi è la prima ipocrisia. E la seconda votazione, io ve li do questi dati perché sono dati importanti da un punto di vista politico, perché quando poi dopo ci vengono poste delle questioni noi dobbiamo essere in grado di rispondere. Quando a Strasburgo è stato approvato il pacchetto normativo sulla gestione dei rifiuti e l'economia circolare, quindi era il 18 aprile sempre di quest'anno, è stata approvata a grande maggioranza ed è tutto quanto un sistema in base al quale veniva ridotto almeno del 55% l'impatto dei rifiuti urbani o domestici e commerciali. Quindi un piano secondo il quale il 55% dei rifiuti poteva poi essere riutilizzato. L'obiettivo poi era di salire al 60% per il 2030 al 65% al 2035. I leghisti si sono astenuti. Di nuovo poi il 28 ottobre al Parlamento europeo, quando è stata messa al bando l'utilizzo della plastica, quindi in generale tutti quanti gli oggetti in plastica usa e getta su tutto il territorio europeo entro il 2012 e il 2021, 571 favorevoli, 34 contrari, tutti quanti della Lega Nord. Ora io vorrei ricordare al 5 Stelle, che ha citato Alessandro prima, con chi loro governano, perché quando comunque hanno lanciato il movimento, diciamo che l'ambientalismo era una dei punti principali di cui loro si facevano, diciamo, portavoce, e adesso stiamo assistendo a una serie di sì che vanno dalla TAP, che vanno al terzo valico, sulla TAP, sul commercio internazionale con la ratifica proprio recentissima dell'accordo con il Giappone che è il GEFTA. E poi non dimentichiamo che la cifra che loro hanno stanziato per la mancia, perché il reddito di cittadinanza è una mancia non diverso dagli 80 euro di Renzi, assolutamente. La cifra che loro hanno stanziato è la stessa cifra che, sbilanciamoci, nella sua controfinanziaria che ha presentato anche quest'anno, quindi la controfinanziaria del 2018, è la cifra che potrebbe servire per iniziare a mettere in sicurezza il territorio. Mettere in sicurezza il territorio italiano oggi crea anche occupazione. Quindi se vogliamo entrare anche nell'ambito solito, ricattatorio, di cui abbiamo parlato e di cui ha parlato anche Loris all'inizio della sua relazione, del ricatto che più volte abbiamo ricordato anche con il segretario Benvenu in tanti dei comunicati che abbiamo fatto in questo anno di grandi vertenze ambientali che hanno interessato la Regione Veneto, dalla questione dei FAS alla questione della pedemontana. Costantemente c'era appunto questo ribadire il concetto del lavoro. Ecco, anche mettere in sicurezza il territorio oggi crea occupazione, ma non solo crea occupazione, permette di evitare dei costi, perché mettere in sicurezza il territorio oggi costa molto di meno degli interventi di emergenza che sicuramente fanno più propaganda. Ma questo è spiegato benissimo e non lo faccio io perché non sono un economista, cioè ho studiato economia ma non mi permetterei mai, però nella controfinanziaria di Sbilanciamoci, che io consiglio tutti quanti sul loro sito internet, scaricabile e anche insomma di facile comprensione, perché poi c'è anche un sunto molto, molto accessibile, è tutto spiegato come i 9 miliardi messi a bilancio dal Movimento 5 Stelle per il reddito di cittadinanza, che io mi assumo la responsabilità, definisco una mancia, è la stessa cifra che servirebbe per mettere in sicurezza il territorio. Sono parole di Paolo Berdin. Paolo Berdin penso che più di altri sulla propria pelle ha avuto praticamente lo scotto di
cosa significa stare nei 5 Stelle. Per chi non lo sa, Paolo Berdin, che è un urbanista e anche un ambientalista, è entrato come assessore nella giunta Raggi, ma è durato pochissimo perché appena ha visto in che modo venivano affrontate le questioni dallo stadio della Roma, che è previsto come da progetto in una zona che non è che è a rischio idrogeologico, sta già sott'acqua, che già sta sotto, cioè quindi o fanno uno stadio per le immersioni e poi prevede una cementificazione non giustificata, perché comunque è assolutamente di un'enormità rispetto a quello che servirebbe per un campo di calcio. Quindi Paolo Berdini, che veramente ha toccato sulla sua pelle, ha provato cosa significa poi relazionarsi con i 5 Stelle e mettere in pratica quello che loro hanno detto nel tempo, è il primo appunto che ha fatto un passo indietro, e con questa controfinanziaria di Sbilanciamoci ha, diciamo, lanciato questa serie di proposte che io veramente invito tutti quanti, ma soprattutto i compagni che qui a Padova e poi nel Veneto ricoprono un ruolo di segretari, quindi insomma di dirigenti, ad approfondire questo tema. E un altro tema che io chiedo di approfondire, già che mi ci trovo e sempre su impulso della relazione di Alessandro, è proprio quello dei mutamenti climatici e delle migrazioni, su cui è uscito un rapporto di Assud che verrà presentato a Roma domani, sì, domani che è il 18. Oggi o è domani? No, domani, perché so che faccio un tempo andarci, scendendo dal treno mi sembra che a Spanne riesco ad arrivarci. E un rapporto che praticamente è proprio tutto concentrato sulla questione che lega strettamente i mutamenti climatici e le migrazioni. Su questo concetto, mutamenti climatici e migrazioni, abbiamo presentato come Partito della Rifondazione Comunista un progetto alla sinistra europea per fare 3 giorni di seminario, in cui a questo punto io inviterò, chiedo ad Alessandro se la sente o se dentro Greenpeace lui pensa ci sia qualcuno più bravo di lui, ma noi... Molti di più. Ma no, assolutamente non credo. Penso che noi, se il progetto della sinistra europea va a buon fine, ma già insomma sono abbastanza ottimista, abbiamo buone notizie più o meno, e quindi faremo anche una 3 giorni di approfondimento proprio sulla questione del mutamento climatico e delle migrazioni. Ora, io ho un approccio alla questione del clima non catastrofico, però un po' allarmista, sì, perché per anni noi abbiamo guardato alla mutazione climatica, all'innalzamento delle temperature, al dissesto idrogeologico, alla desertificazione, le alluvioni, tutto quello che conosciamo. L'abbiamo sempre guardato e un po' spostato il problema in avanti, cioè abbiamo sempre pensato che fosse un problema delle generazioni future. In realtà quello che ci dicono i dati e quello che ci dicono i rapporti, e veramente continuo a citare quello delle Nazioni Unite perché da come l'ho letto io, ora io ho un approccio probabilmente troppo comunista alle cose, però io l'ho letto e secondo me quello che c'è scritto dentro al rapporto delle Nazioni Unite è che il sistema capitalista, così come funziona, è quello che mette assolutamente in crisi tutto quanto l'apparato, e quindi quello è il rapporto degli esperti delle Nazioni Unite, è una critica al sistema capitalista. Questo è come l'ho letto io, poi magari io sarò esagerata, però secondo me è questo. Quello che ci dice però il rapporto, al di là della chiave di lettura che ognuno di noi può dare, è che in realtà quello che noi abbiamo sempre visto come un problema delle generazioni future è un problema che noi abbiamo adesso. E io ho delle slide che ho realizzato un po' io e un po' sono una gentile donazione dell'Istituto Meteo Epson, presso il quale abbiamo fatto degli incontri appunto sul mutamento climatico in Italia, che sono principalmente concentrate sulla questione proprio che riguarda gli ultimi mesi, perché il centro Epson si è molto, diciamo, speso ultimamente sulle questioni che hanno riguardato il forte cambiamento climatico, quindi gli eventi eccezionali soprattutto dei mesi di ottobre e di novembre. Anche se su questo poi va in realtà detto che gli eventi eccezionali che poi si sono verificati in Veneto in realtà non hanno, in termini di millimetri di pioggia, non sono stati millimetri di pioggia superiori ad altri periodi storici,
In realtà le conseguenze sono un mix di incuria, quindi un mix di assenza di manutenzione e in alcuni casi, proprio nel caso del Piave, di ghiaia che viene portata via, quindi è inutile che lo nascondiamo, gli ambientalisti in Veneto Luca Zaia lo chiamano Luca Ghiaia, non è assolutamente questa, insomma non è che ve la do io questa informazione. Quindi è un mix di eventi, quindi è vero che possiamo parlare di situazioni anomale, ma è anche vero che dietro queste situazioni anomale, che sono comunque causate dall'interferenza dell'uomo, perché non è un caso se noi le temperature vediamo che si alzano a partire dagli anni 70, quindi dal periodo diciamo iniziale più forte di industrializzazione, e poi un'ulteriore crescita ce l'hanno dopo gli anni 2000, quindi di fronte proprio all'espansione del commercio globale. Quindi sicuramente questi due dati coincidono, ma l'interferenza umana, quindi il fattore antropico ulteriore, sta e nell'assenza di manutenzione e anche nell'utilizzo, nello sfruttamento eccessivo di tutte quante le risorse che noi abbiamo. Vengo lì perché molte delle slide le salterò perché tante erano simili, quindi non voglio tediarvi con... No, le salto direttamente. Allora. Fai view lassù e poi fai full page, lo chiama. Ok. Questo è un PDF? Sì, è un PDF. View mode, no, view mode, eccoli, no, sotto, là, sopra. Quinta riga. Sopra. Qua. Ah, ecco qua. Ok, perfetto. Allora, come vi dicevo, alcune delle slide le ho adattate io, altre invece sono direttamente prese dal centro Epson e quindi le troverete con l'indicazione sotto del centro Epson. Io le avevo pensate in questo modo, molti degli argomenti sono stati trattati da Alessandro, quindi assolutamente li salterò, quindi andrò avanti velocemente. Allora, questa è una slide che già vi ha fatto vedere Alessandro, quindi assolutamente la salto. Era semplicemente comunque una slide che mostrava come in realtà poi il cambiamento climatico non solo produce delle zone di aumento delle temperature, ma anche delle anomalie che sono delle anomalie anche di raffreddamento. In questa slide infatti si vede tutta l'area praticamente in alto, quindi che è il polo nord, che subisce un forte abbassamento delle temperature, quindi dobbiamo pensare sempre al cambiamento climatico anche in questo modo. Zone, questa purtroppo in PowerPoint l'immagine fa vedere tutta quanta la variazione, nel PDF è un'immagine statica, quindi non si riesce ad apprezzare, però ve la volevo mostrare solo per questo motivo, per farvi vedere l'area blu al nord, perché a cambiamento climatico corrisponde e innalzamento delle temperature ed anche aree di forte raffreddamento. Ora, questa qui invece vi invito semplicemente a guardare i colori, quindi l'innalzamento delle temperature, ovviamente in blu, e poi in rosso invece abbiamo le temperature più calde, quindi sono delle anomalie delle temperature globali dal 1880 al 2017. Vi chiedo di guardarle per il motivo di cui abbiamo parlato prima, quindi la questione industriale e poi la questione della globalizzazione del commercio. Quindi noi abbiamo i primi picchi rossi che partono dalla fine degli anni 70, quindi poi 1980 in su, e poi abbiamo da quando il commercio diventa globale in poi questi picchi altissimi di variazioni rosse. Accanto ci sono i gradi, quindi i gradi che vanno nella scala più alta fino a 1.9. Noi siamo adesso non mi vorrei sbagliare, magari Alessandro mi può correggere, però l'innalzamento di un grado, forse anche un grado e 3, e l'obiettivo della Carta di Parigi è quello di mantenerlo nell'1 inferiore al grado e mezzo, mentre le proiezioni parlano che se continuiamo in questo modo noi arriviamo a un grado e mezzo, 2 entro il 2040, quindi stiamo parlando veramente di tempi molto molto ristretti.
Ok, questa è come è aumentata la temperatura globale di 1 grado, 0,6 dagli anni 80. Chi vi dice, qui sono sempre delle temperature, io intanto parlo, c'è comunque la tendenza anche a dire che i cambiamenti climatici, quindi i cambiamenti di temperatura, la Terra li ha sempre avuti, è vero, perché comunque ci sono degli effetti naturali che sono la rotazione della Terra, le glaciazioni, però l'aumento di temperatura che noi abbiamo ora e i livelli di concentrazione di anidride carbonica sono gli stessi che c'erano all'epoca dei dinosauri, quindi non penso che sia comunque una cosa così naturale avere queste anomalie. È vero che i mutamenti climatici ci sono, che le temperature variano, è vero che la Terra comunque è viva, lo sappiamo benissimo, quindi si sviluppa, si riscalda, ha appunto le glaciazioni, però i numeri che abbiamo adesso non sono numeri che rientrano nella casistica che possiamo definire normalità. Questa è la concentrazione della CO2, l'abbiamo già vista prima nella slide di Alessandro, e adesso semplicemente vi voglio far notare la finestra gialla che parla dell'aumento rispetto al periodo preindustriale, quindi il 145% in più. Tutto questo è perché noi dobbiamo essere pienamente consapevoli e capire che il cambiamento climatico è colpa nostra, cioè nostra di tutti, chi nel più piccolo, chi nel più grande, però la responsabilità è una responsabilità del modo in cui noi viviamo, del modello in cui ci obbligano a vivere e del modo in cui si produce. Questa purtroppo non si vede bene, quindi ve la risparmio. Queste sono la stessa slide che abbiamo visto prima, era a livello globale, questa invece è focalizzata sull'area europea, quindi le stesse anomalie di temperature sull'area europea, però dal 1910 al 2017, quindi sempre con l'enorme picco del periodo industriale. Quindi ce l'avete, praticamente le date sotto non è che si vedano benissimo, però da metà slide in poi abbiamo dopo il 1970 e tutta la parte rossa con l'enorme picco poi dal 1995 al 2017. Nell'area europea la temperatura è aumentata di più rispetto alla media globale e quindi abbiamo 1,3 gradi, di cui 0,6 sempre dal 2000. Questa invece è la questione, riguarda proprio l'Italia. I picchi rossi partono in Italia dal 1995. Se voi guardate la parte blu, quindi guardate le finestre praticamente in quel giallo indefinibile, vanno per decennio, quindi più 0,30 la media dal 1960 al 2017, più 0,39 la media dal 1990 al 2017, più 0,47 nell'ultimo decennio. E siamo assolutamente in linea con tutto quello di cui vi ha parlato Alessandro prima. Quindi questo è l'aumento globale, l'aumento in Europa e l'aumento in Italia. Allora l'Italia, l'area del Mediterraneo, è un'area che viene definita dagli esperti un hotspot, quindi è un'area ad altissima concentrazione di una serie di eventi che vengono chiamati eventi climatici particolari, eventi climatici diciamo rilevanti. In realtà già questo innalzamento anomalo, la crescita media delle temperature rispetto al globale e all'Europa, cioè guardate rispetto al globale 0,16, in Italia cresce 0,30, è quasi il doppio. Ecco le temperature italiane e diciamo, questa è una focalizzazione di quello di cui ha parlato Alessandro prima quando ha parlato delle estati tropicali, quindi come corriamo il rischio poi di avere nell'arco di più o meno 20 anni, 30 anni, all'incirca un paio di mesi interi estivi con quelli che vengono definite le estati tropicali, quindi con temperature notturne intorno ai 20 gradi e temperature diurne sicuramente superiori ai 25. 35, scusatemi, sì. E questa qua è sempre la crescita media, guardate la crescita estiva 0,44 gradi nel decennio. Ok, questi sono le estati, eccola qua appunto, va bene. La mia slide è sbagliata perché c'è scritto 25 gradi centigradi, è colpa del centro meteo. Quelle giuste sono fatte io, quelle sbagliate è colpa del centro meteo. Ricordate questa nota, tanto voi non lo saprete mai quali sono quelle fatte da me e quali del centro Exxon.
Quando poi si parla di piovosità, ecco, questo è un altro dato interessante. In realtà poi le nostre estati sono meno piovose rispetto a quelle degli anni 60-70. Il problema è che noi abbiamo quegli eventi atmosferici, le cosiddette bombe d'acqua, per cui noi abbiamo delle giornate molto calde, dei periodi di siccità, quindi assoluta assenza di piovosità, e poi delle concentrazioni di fenomeni atmosferici forti, consistenti, improvvisi. Cioè, io vi faccio un piccolo aneddoto. Io ero a Roma, c'era il festival del cinema, io ho la passione enorme del cinema, e quindi stavo lì, lavoravo praticamente come giornalista, questi un po' però un po' sfortunati, quindi non è che stavo con Mediaset, stavo un po' così relegata come giornalista alla festa del cinema. Entro a vedere un film che adesso non ricordo, quindi assisto a questa proiezione serale. Quando esco dalla sala Sinopoli, e l'auditorium di Roma praticamente ha tutte quante finestre che danno su una cavea che durante il festival del cinema viene da trasformare in red carpet. Io esco e vedo su questo che è red carpet dei blocchi bianchi enormi. Guardo il collega accanto a me e dico: ma che è un'installazione per qualche film di domani apocalittico? No. Era un'eccezionale grandinata che c'è stata a Roma ad ottobre, di cui forse qualcuno di voi ha visto le immagini, in cui è piovuto dal cielo di tutto, ma dei massi di grandine di queste proporzioni, cose così. Nel 1960, nel 1970 questi eventi atmosferici non si verificavano. Le cause, ne abbiamo parlato prima, sono appunto le enormi concentrazioni di inquinanti nell'aria, l'anidride carbonica, il metano. Poi non sto a ripetere tutto quello che ha detto Alessandro da biologo, che sicuramente non è un chimico, però un biologo è sicuramente più preparato di me. Vi dicevo appunto come in realtà le precipitazioni scendono, quindi il numero di precipitazioni scende, anche la consistenza, quindi quanta pioggia scende nei periodi, ma non in ogni singolo evento atmosferico. Quindi noi abbiamo meno piovosità ripartita all'interno dello stesso periodo, ma con eventi atmosferici di enorme consistenza. Ovviamente questo è un danno non solamente per noi, diciamo, fruitori normali, cittadini che dobbiamo uscire. Pensate, e lo sapete benissimo, quali sono i danni enormi per l'agricoltura. Quello che è successo nel Bellunese ad ottobre è stato, poi ci sono delle foto alla mostra che Greenpeace ha fatto, è stata inaugurata credo martedì al Museo di Roma in Trastevere. C'è proprio tutta una mostra che ha organizzato Greenpeace, che ripercorre un po' tutti quanti, per immagini, questa narrazione di tutti quanti i principali mutamenti climatici che ci sono stati negli ultimi anni. Quindi c'è la foto dell'incendio in California che ci ha mostrato Alessandro prima, c'è l'alluvione in Piemonte dove c'è il cartello stradale praticamente sommerso dall'acqua, c'è il pianista, quello che suona sul ghiacciaio sciolto. Insomma, alcune molto di impatto a livello proprio emotivo, alcune invece documentano quello che è accaduto. Ci sono quelle appunto che riguardano la questione che ha coinvolto il Bellunese, credo che tutti quanti voi l'avrete viste, dove c'è il totale abbattimento di tutto il patrimonio boschivo della zona. In un articolo che è sulla scorsa settimana, sul numero della scorsa settimana di Left, Stefano Galieni, che insomma è un compagno di rifondazione, che i compagni di rifondazione conoscono bene, ha parlato con un Gabriele, ricordami cos'è? Umberto Tundo è un geologo appunto veneto, e Umberto Tundo gli ha spiegato che per ricostruire il patrimonio boschivo del Bellunese ci vorranno più o meno 80 anni, ma se viene fatto un numero ingente di investimenti. Alcune specie che ovviamente vivevano in quella zona
vanno perse perché non hanno più il loro habitat naturale, ma quello su cui io penso che dovremmo riflettere è che tra un po' l'habitat naturale non ce l'abbiamo più neanche noi. E quindi magari qualcuno può dire a me non interessa niente della tartaruga che Legambiente protegge con i regali di Natale anche quest'anno, però bisogna far capire alle persone che non è più solo un problema dell'habitat della tartaruga, è un problema dell'habitat nostro, quindi un po' di egoismo, perché molte volte poi bisogna anche essere in grado di comunicarli la questione ambientale è difficile da comunicare, perché se alle persone parliamo della tartaruga interessa relativamente, se parliamo degli habitat degli animali che vanno a rischio di estinzione nel bosco del Bellunese interessa relativamente, quando poi dimostriamo che una multinazionale che inquina le acque al tempo stesso poi ce ne parlerà meglio Michela, licenzia 120 dipendenti, li manda a casa da un giorno all'altro, non bonifica l'area, li mette in cassa integrazione per un anno e poi ciao a tutti. Quindi quando poi gli facciamo vedere che non è solamente un problema della tartaruga, ma è un problema nostro anche di mettere insieme il pranzo con la cena, forse un attimo cominciano a rivederla questa cosa, perché per troppi anni politici, anche di sinistra e ambientalisti, hanno camminato su due strade parallele che non si sono incontrate. Credo che sia il momento che queste strade, questo matrimonio sa da fa, come diceva il contrario di quello che diceva Don Abbondio. Allora, poi c'è il ritiro degli ghiacci continentali, quindi c'è la variazione della massa dei principali ghiacciai continentali negli ultimi 15 anni. Poi io queste slide le lascio perché adesso veramente non voglio rubare spazio ad altri, quindi vado abbastanza veloce. Anche questa foto del ghiacciaio di Monte Bondone sta alla mostra, poi c'è anche il ghiacciaio di Forni sopra, e qua appunto si vede proprio l'enorme riduzione. Il ritiro dei ghiacci in Italia, queste sono le conseguenze, quindi l'aumento della temperatura, la diminuzione delle precipitazioni e i ghiacciai che si sono ritirati di più di 500 metri, alcuni sono scomparsi, la superficie dei ghiacciai ridotta del 30%, l'alterazione di specie vegetali e animali, ovviamente espansione verso quote più alte di parassiti e malattie. L'aumento del livello dei mari, e prima poi esaustivissima è stata la slide in cui abbiamo visto l'innalzamento del livello del mare all'altezza del delta del Po, e la questione poi del delta del Po come partito l'abbiamo affrontata 3 settimane fa, credo, a Taglio di Po con l'incontro che abbiamo fatto con il sindaco e il segretario provinciale di Rovigo, in cui abbiamo parlato proprio della questione del delta del Po, che appunto è il secondo delta più a rischio nel mondo di fiume. E questo è qui potete vedere dai colori com'è la velocità di aumento del livello assoluto dei mari europei dal 93 al 2015, quindi ovviamente maggiore, più scuro è il colore, purtroppo non si vede molto bene, però l'ultimo in basso è un arancione forte ed è il massimo livello di innalzamento. Intorno all'Italia in prevalenza si alzano da 2 a 4 mm l'anno, è tantissimo, perché questi numeri poi sembrano numeri esigui, ma è veramente tantissimo. Questo è l'aumento relativo dei mari europei. E l'erosione, questa è l'altra questione fondamentale, che è l'erosione delle coste. Noi in Italia abbiamo 7.400 km di coste naturali, 4.800 di coste basse, il 70% sono costituiti da spiagge che sono le più vulnerabili ai processi erosivi. Nel rapporto che ha presentato l'Istituto Superiore di Protezione Ambientale, l'ISPA, che parla sia di erosione delle coste che di dissesto idrogeologico, dopo vi do un po' di numeri, vediamo come il Veneto e l'Emilia Romagna, che li vedete nella cartina dell'Italia, sono le due regioni con il colore più concentrato, insieme poi anche alla mia regione che è il Lazio, la Toscana e la Puglia sono le regioni d'Italia più interessate al fenomeno dell'erosione delle coste. In alcuni casi
sono dei fenomeni diciamo abbastanza naturali. Nelle zone dove abbiamo poi invece vicino alle coste delle concentrazioni industriali, in Veneto penso che sia una delle regioni che maggiormente, tra porti, questione delle grandi navi a Venezia e tutto il resto, è sicuramente una delle zone che maggiormente ha concentrazioni industriali lungo le coste. È facile dedurre a cosa sia legato il problema. Il Mar Mediterraneo non è un mare che è, cioè, soggetto a una erosione delle coste naturale molto bassa, perché ovviamente è un bacino abbastanza chiuso, quindi non è che subisce fenomeni che possono subire le coste atlantiche. Qui vabbè, abbiamo appunto due fotogrammi che mostrano appunto l'erosione, e questa è la parte sul dissesto idrogeologico. Quando c'è stata appunto gli eventi climatici anomali di ottobre, poi la nostra europarlamentare Eleonora Forenza è intervenuta anche in aula a Bruxelles, appunto portando la questione, sia la questione ligure che la questione toscana, e parlando anche appunto della questione veneta e di come questi eventi poi legati a questi cambiamenti climatici così in mutazione hanno poi delle conseguenze, che sono frane, che sono alluvioni. E ha ricordato lei nel suo intervento in aula, rifacendosi sempre al rapporto che ho citato prima dell'ISPRA, come il 91% dei comuni italiani sono in zone pericolose. Abbiamo 3 milioni di nuclei familiari che risiedono in aree ad alta vulnerabilità. Ovviamente poi la slide si può ingrandire, quindi poi veramente ve le lascio così ve le vedete, e vedete tutti quanti i numeri quella in blu è la pericolosità idraulica. Voi guardate il Veneto e l'Emilia Romagna come stanno, sono tutti blu. In rosso invece, allora qui abbiamo i fenomeni franosi in rosso, la pericolosità da frana, guardate tutta quanta la zona dell'Appennino, e gli alluvioni. Sempre in blu ovviamente avete il numero maggiore, le zone dove maggiormente ci sono stati eventi alluvionali, e gli eventi alluvionali praticamente accaduti in Italia, c'è scritto di 75 eventi accaduti in Italia nell'ultimo secolo, 35, quindi il 47% si è verificato negli ultimi anni. Gli eventi estremi, perché poi è questo il modo in cui vengono poi chiamati appunto questi eventi estremi, e questo è diciamo, l'aumento percentuale, e sotto avete gli anni, vedete la forbice di quanto è salita, e poi abbiamo tutti gli eventi suddivisi per colore. Purtroppo veramente di questa non si vede niente. In grigio abbiamo le alluvioni, precipitazioni intense, temperature estreme, quindi ondate di caldo, freddo e siccità, tempeste varie, e poi sotto terremoti, tsunami e eruzioni vulcaniche. Questo ne abbiamo già parlato, quindi come sono gli eventi, appunto i giorni piovosi, gli eventi siccitosi in Italia. Poi c'è tutta la parte di nuovo sui mari, e c'è tutta una parte sulla siccità che io purtroppo veramente, altrimenti rischiamo che stiamo qua in altre 2-3 ore. Io le slide le lascio a disposizione, torno al mio posto, così facciamo magari parlare anche gli altri, e poi magari mi permetto dopo magari di dare qualche spunto politico. Preferirei far parlare gli altri relatori. Loris, grazie. Ringrazio Elena, ringrazio per Luca Ghiaia perché è meraviglioso. Sì, ecco, adesso vuoi accomodarti. Spenderei 2 parole su una cosa che la sento molto mia, perché ho studiato abbastanza il caso FAS, e secondo me è emblematico anche come in Italia, ma comunque anche a livello regionale, si sta affrontando questa cosa che è di un'emergenza assoluta. Penso che anche la politica, a parte passerelle, cose varie che in questi casi sono sempre presenti, penso che non ne stanno parlando abbastanza, anche per quanto riguarda i limiti di nocività, perché
in parte del mondo i limiti sono a zero, perché anche qui dobbiamo ricordarci che i limiti li decidono gli uomini quando una cosa è decisa fa male oppure no, insomma, no? Per cui non sto qui a dilungarmi, lascio subito a Michele la parola che ci racconti l'esperienza, ma ecco, ripeto che secondo me questo è un caso veramente preoccupante, insomma. Grazie Michele. Buonasera a tutti. Cercherò di spiegarvi molto brevemente innanzitutto che cosa sono i FAS e il motivo per il quale noi mamme ci siamo mobilitate l'anno scorso in marzo del 2017 praticamente. Questa parola per noi era sconosciuta. È stato fatto un biomonitoraggio dalla Regione Veneto perché appunto loro già nel 2013 sapevano che c'era questo problema nell'acqua nostra, ma noi siamo venuti a conoscenza del problema nel 2017 a seguito del biomonitoraggio sui nostri figli. Io sono infermiera, lavoro da 25 anni presso l'ULS e non ho mai avuto il sentore che ci fossero problemi nell'acqua, tanto che quando hanno mandato l'invito a fare questo esame io ero molto tranquilla perché dico, avrei avuto almeno il sentore all'interno dell'ULS, magari una parola tra colleghi, sai, queste cose si sanno, io lavoro sul territorio peraltro, per cui lo Spisal, tutti questi servizi, insomma anche le mie colleghe siamo continuamente alle macchinette del caffè, capita che si fa una parola, ma non abbiamo mai avuto il sentore che ci sia un problema, per cui ero tranquillissima. Ho fatto gli esami a mia figlia in febbraio, a marzo è arrivata la risposta. Quando abbiamo aperto la busta io e mio marito ho visto che il valore è da 1,58 nanogrammi per 1 ml di sangue. Adesso non so se avete presente una siringa per fare le iniezioni che sono 5 ml, 1 ml è la prima tacchetta, te conto mezzo cucchiaino da caffè insomma. E mia figlia aveva, questo è solo del foie, il più pericoloso, ma la somma totale dei FAS nel suo sangue per 1 millilitro di sangue era intorno ai 94 nanogrammi. Per cui ho fatto il conto, ho detto come, ma 11 volte il valore di riferimento. Mi si sono raddrizzate le antenne. Nel giro di... quel giorno avevano fatto gli esami mia figlia e altre ragazzine della sua classe, perché sono partiti dal 2002 a fare gli esami. Nel giro di qualche ora probabilmente sono arrivate le analisi anche delle altre ragazzine, compagne di classe di mia figlia, e mi hanno telefonato le mamme. E ci siamo trovate il giorno dopo per un caffè al bar e eravamo tutte molto preoccupate di questa cosa, per cui da 4 mamme siamo partite e abbiamo cominciato subito ad andare a vedere il sito del comune, per capire se sul sito del comune si parlava di questi FAS, e scartabellando tutti i vari siti, le varie pagine del comune nascosta, non molto accessibile, tra l'altro abbiamo trovato questo documento del 2016 firmata dal dottor Mantoan, che appunto diceva che c'era questo pericolo dei FAS, che si era visto che c'era questa... In seguito a questo studio fatto, indetto dall'Europa, l'Europa aveva indetto questo studio sulle acque italiane, dei fiumi italiani, dei fiumi europei, per andare a cercare la presenza di FAS, e hanno visto che nel Po c'era una presenza molto alta di queste sostanze. Poi il CNR nel 2013, per cui molti anni prima da quando noi abbiamo scoperto questa cosa nel nostro sangue, sono risaliti fino ad arrivare a questo fiume, il Frattagorzone, che riconduceva comunque, risalendo, sono arrivati a capire che per il 97% causa di questo inquinamento era dato da questa azienda, la Miteni di Trissino. Io adesso non vi sto qua a dire, vi dirò qualcosa della Miteni dopo,
Però diciamo che noi come mamme che cosa abbiamo capito? Che dovevamo proteggere i nostri figli a scuola, perché a casa, bene o male, il problema lo risolvevamo in qualche modo dando l'acqua della bottiglia. Per cui volevamo che i bambini non bevessero più l'acqua dai rubinetti e che le preparazioni dei cibi venissero fatte con dei depuratori, insomma, che mettessero dei depuratori per le mense. E da lì siamo partite e ci siamo rese conto che avevamo praticamente scoperchiato la punta di questo iceberg, un iceberg così grande, così immenso che non sapevamo più neanche noi come mamme da dove, cosa fare, insomma. Per cui il primo è stato il sindaco, siamo andati a battere cassa dal sindaco, voleva i bocciolini nelle scuole, eccetera. Poi abbiamo capito che c'è il problema dei limiti, poi abbiamo capito, per cui anche questo ci siamo mobilitate per questa cosa, è stato dichiarato lo stato di emergenza, da un filtro, da una batteria di filtri siamo ora a 10 batterie di filtri per avere lo zero tecnico, diciamo così, perché i macchinari sotto quella quantità non riescono a rilevarli. Ma ci siamo resi conto che il problema dell'acqua del rubinetto, cioè quella dell'acquedotto, era uno dei tanti problemi, perché poi sai, tra mamme ti confronti e alcune mamme dicevano: ma io ho sempre dato acqua in bottiglia ai miei figli, non ho mai dato acqua del rubinetto, e questi avevano valori a 300, 350, 280, anche più alti. Però abbiamo capito che loro facevano l'orto e avevano il pozzo privato, per cui c'è un problema causato dall'acqua degli acquedotti, c'è un problema causato appunto dall'acqua di abbeveraggio, sia degli alimenti, degli ortaggi, frutta, verdura, ma anche ovviamente degli allevamenti, degli animali, e non si sa più dove sbattere la testa. Ci siamo battute tantissimo per quanto riguarda gli acquedotti, per cui le nuove fonti. Dovete pensare che la nostra falda è la seconda falda più grande d'Europa e per riuscire ad avere la stessa quantità di acqua che ci serve dobbiamo andare a prendere l'acqua da 3 fonti diverse per riuscire. Tra l'altro queste fonti devono avere degli accumuli notturni per poi rilasciare durante il giorno l'acqua in modo da sopperire alla quantità di acqua che noi andiamo a perdere. Perché andiamo a cercare le fonti pulite? Perché i filtri intanto non sono sicuri al 100% e poi hanno un costo insostenibile, costo che ci era già stato messo in bolletta dal 2013, senza dirci niente ovviamente. Ma quello è il male minore, voglio dire. Solo che una cosa che mi sta qua, noi non vogliamo fare allarmismo, però io pretendo dalle istituzioni che venga fatta la giusta informazione, perché se c'è un problema nell'acqua e non so l'entità del problema, devo almeno avvisare le persone e dire: guardate, c'è un problema nell'acqua, non so fino a che punto è grave questo problema, però prestate attenzione perlomeno. Ci doveva essere un avviso, anche mandano a casa il bollettino della parrocchia tutti i mesi, un avviso del comune, che voglio dire, non si tratta di fare cose, si parla proprio di lavorare in maniera semplice, come siamo abituati noi in casa nostra, con i nostri figli, nella semplicità. È proprio in questa semplicità che noi mamme siamo partite a guerrite. Da 4, nel giro di 4 giorni siamo arrivate ad 80 e adesso siamo in tantissime. Abbiamo raccolto tutte le mamme di tutti i paesi. Dovete pensare che da 21 comuni siamo ora a 30 comuni, perché l'acqua cammina. Il plum dell'inquinamento viaggia 1,3 km all'anno, per cui questo inquinamento piano piano è partito dalla Mitteni ed è arrivato dopo circa 30 anni al nostro paese e pian piano è arrivato a Padova, Montagnana, è arrivato
è arrivato nel Veronese. E questi FAS, che cosa sono? Ah, non fanno male, no, non fanno male, potete berla l'acqua, anzi il sindaco la pubblicizzava nelle pagine dei giornali che è olio minerale. Poi questi sindaci li abbiamo visti al supermercato con i carrelli pieni di acqua. Allora intanto dobbiamo fare una premessa: queste sostanze in natura non esistono, sono sostanze chimiche inventate dall'uomo e sono dei legami formati da carbonio completamente fluorurato, cioè sono molecole talmente forti che sono proprio impermeabili, idrorepellenti, oleorepellenti, per cui vengono usate per tantissime cose, anche nelle schiume antincendio, vabbè, le pentole antiaderenti, la carta forno, eccetera, ma vengono usate anche proprio per fare vernici, colori, e appunto anche le schiume antincendio. Solo che da lì avevamo capito anche noi come mamme, abbiamo detto: ma come? Com'è possibile che si produce una cosa e non viene prima sperimentata? Allora loro hanno detto sì, per quanto riguarda le sostanze chimiche ne possono produrre all'infinito. Sì, la sperimentazione non viene fatta a dovere, anche perché se sono le aziende che certificano i loro prodotti, ma non è un'istituzione esterna che va a controllare queste cose, loro possono fare quello che vogliono e noi ci fidiamo. Ma la cosa che ci ha fatto proprio arrabbiare tantissimo è che questa azienda, e io dico uno sputo di azienda perché sono 100 operai e a me dispiace per questi 100 operai, però mi dispiace di più per le 350.000 persone che sono inquinate. Uno studio ISDE ha detto che finora sono morte 1300 persone a causa di FAS. Sono interferenti endocrini. Se noi andiamo, se parliamo del nostro corpo, il corpo umano, e pensiamo alle ghiandole del nostro corpo umano, le nostre ghiandole sono quelle che dirigono tutto il nostro organismo. Per cui un interferente endocrino è qualcosa che entra nel nostro organismo, il nostro organismo pensa che questa sostanza sia una sostanza nostra, si attaccano sui recettori delle cellule e fanno quello che vogliono. Nella zona rossa, per cui la nostra zona, abbiamo un 21% in più di cardiopatie, l'11% in più di morti improvvise, il 25% in più di diabete. E la lista è lunga, e le patologie sono tante, ma sono tante se noi pensiamo che la prima contaminazione noi come mamme la diamo ai nostri bambini nel grembo materno, per cui fai di tutto per loro e poi ti rendi conto che non hai fatto abbastanza perché ti hanno inquinato i figli senza che te ne accorgessi, senza che lo sapessi, e lo hanno fatto ancora finché i tuoi bambini erano nella pancia. E l'ultimo studio fatto dal professor Foresta qui dell'Università di Padova ha confermato quello che comunque già si sapeva, non ha confermato niente di nuovo, siamo chiari, noi queste cose le sapevamo già perché questi studi erano già stati fatti in America, erano stati fatti anche sugli animali. I primi studi, sapete chi li aveva fatti? La Mitteni. Ancora negli anni del 74 la Mitteni aveva fatto ancora questi studi sugli animali, sui conigli, sui ratti, e andava in America dalle altre aziende, la DuPont e la 3M, a portare, a confrontarsi su questi studi, per cui questi farabutti sapevano tutto. Ma stiamo parlando di un'azienda sotto direttiva Seveso, stiamo parlando di un'azienda dichiarata ditta insalubre di prima classe. Questa doveva essere una sorvegliata speciale, ma è colpa della Mitteni. Io vi faccio un esempio perché questo esempio secondo me è quello più azzeccato.
Se io ho un bambino e gli do in mano un martello e questo bambino distrugge la casa, di chi è la colpa secondo voi? È del bambino o è di chi gli ha dato in mano quel martello lì? Io do colpa alla Miteni e quelli della Miteni devono finire in galera, perché se non finiscono in galera andiamo a prenderli a casa, perché non ci fermiamo mica qua, nessuno si ferma qua, e qua non c'è politica che tiene, questa è la politica che viene dal cuore. E quando ti toccano i tuoi figli, io ve lo giuro, se 2 anni fa mi avessero detto che avrei fatto quello che avrei fatto, che abbiamo fatto, io non ci avrei mai creduto, mentre voi state parlando di un marziano. Ma quando ti toccano i tuoi figli, c'è qualcosa dentro di te che tu non sai neanche di avere, perché non lo sai di avere quella non te ne frega niente, non c'è istituzione, non c'è politica, non hai più rispetto di nessuno, perché ti hanno toccato i tuoi figli. Allora, quelli che gli hanno messo in mano il martello devono andare in galera tanto quanto la Miteni. E io spero che la procura si svegli, perché sta dormendo questa procura. È una procura che dorme. Allora il Valium, c'è l'antidoto per il Valium, no? Se questa procura non si sveglia, l'antidoto glielo diamo noi. Calcio. Esatto. Le mie parti sono le pedate nel culo. Io sono molto molto arrabbiata. Abbiamo fatto 4 giorni di presidio davanti alla procura, giorno e notte sotto l'acqua. Abbiamo fatto tantissime manifestazioni davanti alla procura. Come mai la procura non si muove? I motivi sono 2. O non hanno le prove, o le prove che ci sono non devono uscire. E io un'idea me la sono fatta, insomma. Quali sono i problemi che i FAS hanno creato? Lei prima parlava di una cosa molto semplice. Prevenire è meglio che curare, no? Perché poi quando devi curare spendi 10 volte di più. Per cui la Miteni, questo sputo di azienda, è sorta sopra la zona di ricarica. Ha sversato, ne ha fatte di tutti i colori. Per cui nel 2017 è partito il biomonitoraggio su 84.000 persone, che adesso sono 95.000. Ma non è che sono solo 95.000, è che vengono analizzati le persone nate dal 2002 al 1951, gli altri sono tagliati fuori. Da maggio di quest'anno, continuando a lottare, siamo riusciti a far analizzare anche i bambini, hanno cominciato la settimana scorsa, per cui siamo già a 95.000 persone. A ottobre di quest'anno è uscito il primo rapporto della Regione Veneto. Il 64% delle persone analizzate sono passate allo screening di secondo livello. Cosa significa? Che hanno alterazioni FAS correlate, per cui o hanno la tiroide sballata, o hanno il colesterolo fuori, o hanno la microalbuminuria, per cui problemi a livello renale, o hanno problemi di diabete, eccetera. Vuol dire che queste persone sono state prese in carico da specialisti diversi per andare a curare il problema d'organo, perché non c'è una terapia attualmente che pulisca il sangue del FAS, per cui dobbiamo solamente andare ai ripari curando i sintomi. Poi abbiamo detto prima il problema delle fonti, resta il problema dell'agricoltura, poi abbiamo il problema della bonifica, e questo è un altro problema grosso, perché tutti i torrenti hanno sversato per anni lungo i torrenti. I torrenti hanno uno strato sotto che è ghiaioso, per cui all'inizio, quando buttavano nei torrenti, non c'era una portata d'acqua che li faceva scivolare via. Cosa è successo? Che
sono penetrati tutti sotto per poi andare a finire nella falda, anche questi. Ma siccome che nei torrenti della nostra zona, fin dagli anni 70 la vedevano di tutti i colori, no? Un giorno il fiume era giallo, verde, rosso, allora cosa hanno fatto? Tutti i reflui delle aziende, concerie comprese, galvaniche, eccetera, perché non si vedessero queste porcherie, nel 1985 hanno deciso di, tra virgolette, salvare la nostra falda, ma la salvavano agli occhi della gente, non l'hanno salvata la falda nella maniera più assoluta, perché hanno fatto il progetto del tubo, cioè il tubone Arica. Hanno convogliato tutti questi 5 depuratori, gli scarichi di questi 5 depuratori, li hanno immessi dentro un tubo lungo 40 metri e l'hanno portati a Cologna Veneta, nel Veronese, dove là, cosa c'è là? Là hanno preso acqua dall'Adige attraverso un canale che si chiama Lega, hanno preso acqua dall'Adige e sono arrivati ad avere una diluizione tale da poter abbassare i limiti. Per cui le concentrazioni sono alte, cosa facciamo? Non risolviamo il problema della concentrazione, ma abbassiamo i limiti buttandogli più acqua, acqua tra l'altro che viene dall'Adige, acqua pulita. Però è vietato dalla legge diluire le acque. Ma allora è facile, la chiamiamo vivificazione. Per cui quando noi genitori abbiamo preso in mano tutte queste carte e siamo arrivati a 12 faldoni di documenti, e io per prima mi vergogno di non aver mai partecipato attivamente alla salute del mio territorio, perché io mi sono sempre fidata delle istituzioni e ho sbagliato, ovviamente ho sbagliato. Tutto questo va ad irrigare i campi. Un papà della mia zona, la contrada vicino a noi, mi dice: sai Michela, mi dice, ho fatto gli esami dei FAS a mio figlio, ma io sono tranquillo perché gli ho sempre dato da bere a mio figlio l'acqua in bottiglia di vetro da Requaro, scusate se dico la marca, ma comunque sta a significare una fonte a monte dell'inquinamento, per cui un'acqua sicura. Per cui dice: io sono tranquillo che mio figlio non ha i FAS. Sono arrivati gli esami di suo figlio 280 nanogrammi, con già problemi di colesterolo e tutto il resto. Allora questo papà ha fatto analizzare lui il suo pozzo, ha fatto analizzare i suoi kiwi e ha fatto anche un esperimento. Ha preso un appezzamento di terra piccolissimo, qualche metro, e ha innaffiato i suoi spinaci con l'acqua dell'acquedotto, per cui a 0 FAS, diciamo così, no? E poi invece ha fatto analizzare i kiwi, che invece ha una piantagione di kiwi, e quelli invece ovviamente con l'acqua del pozzo, perché quando parliamo di numeri non possiamo mica innaffiare con l'acqua dell'acquedotto una piantagione di kiwi. Allora è il risultato questo: il pozzo quest'anno in giugno ho portato io personalmente l'acqua ad analizzare al laboratorio di Verona, quelle acque veronesi, 68.000 nanogrammi in 1 litro di acqua. I suoi kiwi 31.000. Le ho qua le analisi. Eccoli qua, i kiwi 31.000 nanogrammi, 1 chilo di kiwi. Hai voglia di acqua? Quanta ne devi bere per arrivare a 31.000 nanogrammi? Gli spinaci irrigati con l'acqua del pozzo ne hanno, con l'acqua dell'acquedotto ne hanno molti meno, ne hanno 1500. Ma sapete quanti sono 1500 nanogrammi? Qua ci sono tante mamme, no? Signora, quando che la va a comprare gli spinaci, li fa bollire,
li strizza. Quanto sono un chilo di spinaci? In quante persone si mangia? Sono 2 palline, no? E qua abbiamo capito noi genitori qual era il problema. Però vi dico che un'altra cosa, anche noi come genitori abbiamo fatto fatica ad affrontare il problema degli alimenti, perché è duro da affrontare questo, perché il 90% dei miei amici è ai campi, e una domenica mattina mi è arrivata la mia amica Silvana, che abita a 200 metri da casa mia, mi ha detto: ma quando è che andiamo dalla Coldiretti? Perché da me non compra più niente nessuno, i suoi figli hanno il FAS, sono strapieni di FAS. Voglio dire, tu lotti per il bene degli altri, allo stesso modo senti che vai in qualche modo anche a fare del male agli altri. Comunque siamo andati alla Coldiretti e anche alla Confagricoltura, e loro non si sono tanto mossi perché appunto la Regione Veneto ha fatto le cose un po' alla Carlona, e dopo vi spiego il perché. Sostanzialmente ci hanno aperto le porte tutti, gli unici che non ci hanno aperto le porte è stata la Confindustria, sia di Venezia che anche quella di Vicenza. Quelli non ci hanno accolto, ovviamente hanno fatto bene a non accoglierci, eravamo anche pericolosi forse. Il problema delle analisi sugli alimenti. Allora, la Regione Veneto ha fatto le analisi sugli alimenti. Noi abbiamo aspettato con ansia queste analisi, perché erano quelle che, se ci dicevano che era tutto a posto, eravamo anche contenti sinceramente. Ma quando abbiamo visto le risposte non siamo stati contenti, perché innanzitutto lo studio era uno studio preliminare e lo studio definitivo non l'abbiamo mai visto. E poi loro parlavano di mediane in questo studio. Cioè, cosa vuol dire? Se qui dentro siamo tutti nella zona rossa, ovviamente ci sono delle zone più colpite e delle zone meno colpite. Loro hanno preso gli alimenti e hanno fatto una mediana. Per cui io non so il signore quanto ha nei suoi kiwi e non so quanto ha la signora nei suoi, perché magari lei ha 0, lui ha 31.000 nanogrammi, se facciamo la mediana è la metà. Questo non mi dice niente, perché io non so dove andare a comprare, perché io devo comprare da mangiare per i miei figli, per cui non vado a comprare né da lui, ma non vado a comprare neanche da lei, che magari invece esca da una zona che non ha. Noi abbiamo detto: vogliamo sapere quali sono le zone dove gli alimenti sono più inquinati, vogliamo sapere le zone dove gli alimenti non sono inquinati, e da lì partiamo, perché nasconderci la verità vuol dire non aiutare nessuno, perché se Fatalità la sua acqua è più buona della sua, si può fare in modo di aiutarsi, ci si può dare una mano, siamo abituati a darci una mano. Ma facendo così, noi quello studio lì è come se non ce l'avessimo neanche, perché concretamente cosa sa? Non sai niente. Sappiamo che le uova hanno valori stratosferici, sappiamo che alcuni alimenti hanno valori molto alti, però noi adesso come genitori stiamo cercando di autofinanziarci, ma è molto difficile, perché ormai il forno dobbiamo cambiarlo, perché vendiamo torte a nastro, perché vogliamo fare noi gli alimenti, però loro ti dicono che se tu non vai da un laboratorio accreditato, e non ci sono laboratori accreditati, queste analisi non servono a niente. Però, morale della favola, i genitori, gli altri genitori credono più a noi che forse anche a tante altre persone, perché i nostri esami, io mi fido degli esami che ha fatto questo papà, perché si li ha pagati di tasca sua, e io personalmente mi fido più di un esame di mediana. Adesso io volevo dirvi un'altra cosa, ed è l'ultima cosa su cui volevo essere. Ci siamo mossi anche, oltre che col Ministero, per avere gli 80 milioni di euro per le fonti pulite, oltre ad andare in regione tantissime volte, sia per quanto riguarda il biomonitoraggio, ma anche per avere l'abbassamento dei limiti.
ci siamo mossi anche a livello europeo. E siamo andati a Bruxelles, siamo andati anche a Strasburgo. Per quanto riguarda questi incontri, personalmente dobbiamo ringraziare l'Eleonora Forenza, dobbiamo ringraziare lo Priore e il gruppo UE che ci ha ospitati, ci ha aiutati, ci ha dato la possibilità anche di parlare con gli europarlamentari, che quando parlavamo di FAS non sapevano neanche che cosa sono. Io in parte li capisco perché non sapevamo niente neanche noi. Io parlo a voi come genitori, vi dico di tenere le antenne alte, di chiedere al vostro comune di fare l'analisi anche sui vostri acquedotti, anche se avete dei pozzi privati state molto attenti, perché purtroppo la falda sotto è talmente grande che anche i geologi non sanno perfettamente. Se voi pensate che il 95% dei pozzi non sono dichiarati, è veramente una cosa, cioè, credo che il disastro sia veramente molto, molto grande. Per cui uniamoci, aiutiamoci tutti quanti. Io non voglio parlare di politica perché credo che in ogni partito politico ci siano delle brave persone. Questo dipende, cioè secondo me le persone, bisogna parlare di persone, perché in alcuni casi tante persone si sono date da fare in maniera anonima, si sono prodigate, tante persone non sappiamo neanche il nome, ma sono arrivati documenti, sono arrivate chiamate, tanto e quant'altro. Volevo ringraziare Gianni, ma volevo ringraziare soprattutto Giuseppe Ungherese, perché oltre ad essere stato un grande attivista, è un grande attivista, ma è anche un grande amico, perché poi quando si parla di genitori si parla di compagnia, si parla di instaurare amicizie, si parla che quando uno non ce la fa sta schiattando, perché vi dico solo siamo arrivati a 140 incontri in 2 anni. Diciamo che la nostra forza è stata proprio l'amicizia, cioè l'amicizia anche con Dario, con tantissimi mamme e papà, che forse tra di noi la forza è quella che viene proprio dal basso. Non abbiamo mai chiesto a nessun genitore di che partito politico è, perché non ce ne siamo, questo era un discorso che non rientrava nel nostro modo di essere, nel nostro modo di fare. Noi volevamo unirci tutti insieme indipendentemente da come uno poteva avere il proprio credo politico. Le mamme, mi ricordo le mamme musulmane alla manifestazione dell'8 di ottobre che abbiamo chiamato il rabbino, abbiamo chiamato anche, voglio dire, anche la parte religiosa, cioè ma proprio unirci tutti, tutte le mamme di tutte le razze, di tutti i colori, tutte insieme per i nostri figli, perché se ci manca l'acqua, io vi dico, è brutto non poter usare l'acqua del rubinetto. È brutto tuo figlio quando apre l'acqua per prendersi un bicchiere d'acqua e fai la pasta, fai tutto quanto con l'acqua della bottiglia. E poi sai che vai a creare anche plastica. Per cui è il cane che si morde la coda, cioè ci hanno distrutto la cosa più importante che avevamo, ecco. Grazie Michela, penso testimonianza importante, ti ringrazio. E io passerei a parlare di Treviso e della Pedemontana, però Michela mi faceva venire in mente una cosa che dovrebbe farci riflettere anche sul modo di gestire, voglio dire, il territorio e l'economia, insomma, no? Parlo per quanto riguarda la questione del Prosecco alla Dubbiadre, che non è nella scaletta perché abbiamo già argomenti, però mi sembra importante, dopo che il Prosecco appunto ha raggiunto
la nomina di origine controllata, insomma, no? Io vi consiglio di passare per Valdobbiadene, insomma, no? Sembra quelle aree del Madagascar o del Sud America di monocultura, insomma, no? È incredibile anche qui vedere, senza parlare di relazione con l'aereo, di pesticidi, insomma, no? Ecco, volevo solo fare un accenno per capire come l'economia e l'ambiente siano legati, e a questa viene lasciata piena libertà a scapito di chi si abita, insomma, no? E chi nell'ambiente si deve vivere, insomma, no? Ecco, passo solo questo perché Michele mi ha fatto venire in mente questa cosa che è abbastanza emblematica. Lascerei la parola a Gabriele che ci parla appunto della pedemontana. Buonasera a tutti e grazie per aver dato spazio anche alla pedemontana in questa bella iniziativa. Parlare di opere pubbliche, chiaramente, parlare di un settore che incide nel contesto generale, incide molto nella sostanza. Pensiamo all'inquinamento dato dalle polveri sottili, pensiamo all'inquinamento dato dallo sfruttamento del territorio, alla messa in pericolo costante, al dissesto idrogeologico. Tuttavia si riconduce anche in un certo senso al tema generale, perché rispetto a questioni come possono essere quella dei pesticidi che ha appena citato Loris, o quella citata da Michela, relazionata da Michela rispetto ai FAS, perché vi è rispetto alle opere pubbliche una percezione molto minore rispetto alla gravità, perché chiaramente non si è di fronte a degli elementi, ad un contesto emergenziale che mette immediatamente in pericolo la vita delle persone, ma si è di fronte ad una distruzione del territorio, una distruzione in termini di specie, diremo, dell'habitat, che molto spesso è dilazionata nel tempo. Parlare di opere pubbliche non vuol dire solamente parlare di ambiente, vuol dire ricomporre in un certo senso un quadro che citava Loris prima di sfruttamento del capitale sull'ambiente, nel senso che ci sono degli interessi in gioco molto forti, e vuol dire parlare di costi, vuol dire parlare molto spesso di inutilità delle opere pubbliche, della pedemontana in primis, e di illegalità, perché purtroppo siamo di fronte ad una politica che si colloca, voglio dire, nello sfruttamento capitale ambiente, facendo delle scelte molto ben precise. Non possiamo dire una politica poco lungimirante, una politica lassista in qualche maniera, una politica che non percepisce la gravità delle situazioni. C'è una precisa volontà politica di favorire una parte sociale a discapito della collettività, alla faccia del tanto nominato bene comune. Allora, dovendo fare una fotografia da collocare qui dentro alla pedemontana, io partirei proprio dall'ultima delle grandi scelte politiche del governo che è stata fatta in relazione alla pedemontana. Lo scorso ottobre il ministro Toninelli esclude la superstrada pedemontana veneta dall'analisi costi-benefici. Cioè, da quel contesto che dovrebbe dirci le cifre, la finanza, l'utilità effettiva, il danno, il beneficio, l'eventuale beneficio, perché l'unico elemento che ci hanno sempre descritto come un beneficio dato dalla pedemontana è il tempo, un breve risparmio di tempo. In un'area, voglio dire, avete presente la 4 e la 27 nella parte, nel segmento che va da Montecchio a Spresiano, quindi vale a dire un'ora scarsa, credo, di percorrenza, percorsa all'interno di questi 94 chilometri che appunto percorrono che vanno a incrociare la A31 e poi percorrono il Bassanese e via il Montelliano Castellano per arrivare a Spresiano.
Siamo di fronte, voglio dire, a dei costi che oramai lievitano a dismisura, nel senso che siamo di fronte ad un'opera da 13 miliardi di denaro pubblico, 13 miliardi. Per darvi un'idea di questa cifra, una stima di poco tempo fa, di qualche settimana fa, sul denaro necessario per compiere tutte le opere di bonifica, bonifica del suolo sul territorio nazionale, viene stimata in 10 miliardi e andrebbe, tra parentesi, a creare 200.000 posti di lavoro. Questa è una stima di Confindustria. La Pedemontana prevede un esborso di 13 miliardi di soldi nostri, che tra l'altro continuano, voglio dire, ad aumentare, nel senso che in previsione di un'udienza al TAR che avverrà nel prossimo 23 gennaio, il concessionario, la SIS, ha aggiunto nella memoria che va a presentare chiaramente l'IVA su quei 12 miliardi e 100 che sono in conto esercizio, che sono un canone che i veneti pagheranno al concessionario nei prossimi 39 anni. Il concessionario SIS, giusto per parlare di politica in relazione al capitale e all'ambiente, il concessionario SIS è stato recentemente premiato per la migliore operazione finanziaria, è un premio di finanza internazionale, per la migliore operazione finanziaria in relazione alle opere pubbliche. Cioè sono quelli che, voglio dire, hanno bidonato meglio la cosa pubblica su scala internazionale. In questo consiste il premiare il concessionario. Perché a fronte di un investimento, tra l'altro ottenuto in bond, non con soldi propri ma emettendo dei bond a condizioni che via via la cosa pubblica gli ha reso sempre più favorevole, con un investimento di 1,5 miliardi ne hanno un ricavo appunto di 12 miliardi nell'arco di 39 anni, 12 miliardi e 100. Quindi siamo di fronte a questa situazione da un punto di vista dei costi, da un punto di vista dell'utilità. Sulla Pedemontana si sono succedute tutta una serie di cifre rispetto ai volumi di traffico che si vanno a relazionare in qualche maniera ai pedaggi. La Pedemontana, questi 94 km di Pedemontana sono stati stimati inizialmente con una percorrenza di 33.000 veicoli al giorno. Nel 2017 la Banca degli Investimenti Europea degli Investimenti definì questo investimento antieconomico, stimando la percorrenza in 15.000 veicoli al giorno. Questo faceva sì che l'investimento del privato non fosse più conveniente da un punto di vista di riscossione dei pedaggi, e per la seconda volta si andò a cambiare, senza andare a gara d'appalto, la convenzione tra pubblico e privato, con dei pedaggi che formalmente vengono incassati dalla Regione Veneto, che però deve appunto pagare questo canone di 39 anni al concessionario. Quindi capite che il rischio di impresa è stato trasferito dal privato al pubblico. Il privato, a fronte di 1,5 miliardi, ha 12 miliardi e 100 garantiti. Questo da un punto di vista della utilità. Con dei pedaggi, voi avete presente la Bredemi, un'autostrada sostanzialmente vuota, in disuso. Con dei pedaggi, voglio dire, che con questa convenzione sono di
16 centesimi al chilometro per i veicoli, per le autovetture e 30 centesimi al chilometro per il traffico pesante. Percorrere la pedemontana per un'autovettura costerà 28 euro per quei 95 km per tra andata e ritorno, e per un mezzo pesante di 56 euro. Capite la cifra le cifre che abbiamo di fronte, e all'interno di un contesto, quello della logistica, altamente competitivo, il fatto che questa è destinata a rimanere un'autostrada vuota, un'autostrada in disuso, un'opera completamente inutile. Dal punto di vista ambientale, chiaramente noi siamo di fronte ad una situazione nella quale vengono sacrificati, vi è un consumo di suolo solamente per quello che è il sedime stradale di 800 ettari di terra agricola, di terra che viene sottratta all'agricoltura. Il dato più allarmante è che per provocare un'utilità e una percorrenza di questa strada è in previsione una costruzione, una serie di edificazioni nell'area adiacente, limitrofa, e qui siamo attorno a cifre di altri 20.000 ettari che vengono sottratti all'agricoltura. Altri elementi molto critici in relazione all'ambiente sono il fatto che in un territorio con delle falde molto alte siano in previsione 7.000 pozzetti perdenti, 7.000 pozzetti di scarico, con i rischi che questo comporta in termini di versamenti in falda. E altre questioni, voglio dire, anche da un punto di vista di pericolo emergenziale. La pedemontana, per dire, passa a fianco a un deposito del gas della SVEB a Bassano del Grappa. Vi è poi, e torniamo nelle zone di ICFAS, tutta la partita legata all'area Malo-Castelgomberto e in particolar modo al torrente Poscola, dove siamo di fronte ad un sito di interesse comunitario che è un'area molto importante e molto delicata da un punto di vista di risorgiva, che viene gravemente compromessa con la costruzione di una galleria, la famosa galleria Malo-Castelgomberto, che ha visto negli ultimi 2 anni già 2 crolli. Il primo dalla parte di Malo, nel quale morì un operaio della SIS, e il secondo dalla parte di Castelgomberto, nel quale fortunatamente non ci furono vittime, però ci fu un versamento del torrente Poscola dentro la galleria, e questo provocò chiaramente il sequestro da parte della magistratura della galleria e il fermo temporaneo dei lavori che sono iniziati disgraziatamente qualche settimana fa. Tutta la partita legata all'ambiente è stata oggetto, quando ci fu il progetto preliminare nel 2006, di una serie di prescrizioni sia da parte del Ministero dell'Ambiente sia da parte del CIPE. Allora ci fu un'operazione, della politica che non ritornano anche qua le responsabilità della politica e in quel caso del governo, quando Galan, allora Presidente della Regione, chiese per il traffico tra Treviso e Vicenza lo stato d'emergenza, il poter bypassare tutta una serie di valutazioni, in primo luogo la valutazione di impatto ambientale, per una presunta emergenza traffico. Parliamo di questioni
voglio dire, quando uno parla di emergenza parla di protezione civile, parla di questioni gravi. Allora, questo stato di emergenza, che normalmente è di 180 giorni, procrastinabili, prolungabili per altri 180 giorni, ha portato al fatto che l'opera non seguisse la procedura ordinaria, ma fosse soggetta ad un commissario nazionale, l'ingegner Berrizzi, che è rimasto in carica, altro che 180 più 180, è rimasto in carica 7 anni e 5 mesi, nei quali è riuscito, chiaramente ha fatto passare il progetto definitivo senza sostanzialmente alcun recepimento di quelle che erano le prescrizioni del CIPE e del Ministero dell'Ambiente. Quindi siamo di fronte ad una situazione chiaramente che riguarda l'ambiente, che riguarda i conti pubblici, che riguarda soldi che vengono sottratti al bilancio regionale e che, come tutti ben sappiamo, a partire dallo Stato sociale, insomma, avrebbero destinazioni molto più necessarie, molto più urgenti rispetto ad un'opera, e chiaramente fa pienamente, smaccatamente e senza alcun ritegno il gioco del privato. E siamo ad una situazione nel quale purtroppo come comitati ci siamo sempre trovati di fronte a dei muri di gomma, anche a delle contraddizioni tra enti dello Stato. Mi viene in mente insomma tutta una serie di pronunciamenti da parte della Corte dei Conti che vanno a individuare tutta una serie di problemi e che mettono in preventivo insomma un danno erariale rispetto all'opera. Quindi come Comitato No Pedemontana noi stiamo continuando chiaramente a portare avanti le nostre iniziative, a provare a informare su questa questione quante più persone possibili, a provare a sollecitare anche la partecipazione alle nostre iniziative. Abbiamo presentato esposti, abbiamo raffigurato in maniera anche plastica che cosa sono questi 13 miliardi di euro con voglio dire un'installazione che prevedeva tutta una serie di 13 miliardi di euro sono in mazzetti da 500 euro 41 metri cubi di soldi. Abbiamo reso in piazza questo. Com'è? No, non c'è. Avevamo degli scatoloni vuoti. 41. Continuiamo a fare delle iniziative, abbiamo presentato un esposto, saremo presenti il 23 di gennaio al TAR del Veneto, quando si discuterà un ricorso di Impregilo e Codacons per fermare la Pedemontana. Speriamo chiaramente che questo possa avere dei risultati e sostanzialmente proviamo ad andare oltre a questa nostra avvertenza, perché crediamo che un tema difficile come quello delle opere pubbliche, come quello voglio dire di effetti che sono dilazionati nel tempo e che non sono direttamente tangibili come altri, abbia bisogno di essere ricondotto ad un contesto molto più generale, ad un modello di sviluppo diverso da quello attuale e ad un'incompatibilità di fondo tra quello che è il tema ambientale, che si parli di dissesto idrogeologico, che si parli di cambiamento climatico, che si parli di grandi effetti, appunto una incompatibilità di fondo a quello che è questo modello di sviluppo, a quello che è il capitalismo. Ecco, non è sempre facile mettere assieme i comitati, non è sempre facile passare da una realtà legata alla condizione specifica ad una realtà legata alla coscienza politica generale, perché molto spesso siamo di fronte, l'ha dimostrato il PD,
l'hanno dimostrato anche i 5 Stelle, ad un finto ambientalismo completamente compatibile a questo modello di sviluppo, a questo modello economico e finanziario, che finisce, guarda caso, sempre per andare alla deriva con delle finte mitigazioni del problema, che però poi, come si è visto nelle relazioni del professor Gianni e di Elena Mazzoni, finiscono per andare ad aggravare quella situazione generale che insomma vede, tra le altre cose, parlando del nord Italia più nel suo complesso, e di un problema molto grave legato al traffico, legato all'inquinamento da polveri sottili, su 3.900.000 persone che in Europa vivono in contesti molto gravi di polveri sottili, 3.700.000 vivono nelle regioni della pianura del nord Italia. Quindi siamo in un contesto che dovrebbe renderci consapevoli, insomma, che le grandi opere non sono solamente delle questioni specifiche, locali, parziali, riconducono ad un modello di sviluppo, ad un modello di fruizione del territorio che poi comporta gli effetti che abbiamo sentito prima dai relatori. Ecco, se qualcuno di voi ha qualche domanda o qualche intervento da fare. Devo chiedere, a proposito, non ho capito l'intervento al TAR in Pregilo, sì, se non ho capito, qual è il contenuto del... Allora, ci sono state delle questioni legate. Allora, c'è un ricorso in atto da parte di chi? Da parte di Infregilo, che fu la seconda, voglio dire, quando ci fu la gara, fu la seconda. Vogliono partecipare. Sì, sostanzialmente, ecco, questo è un altro elemento, come la valutazione di impatto ambientale e il commissariamento durato 7 anni e 5 mesi. L'altra grande questione legata alla legalità che abbiamo sollevato, e che tra l'altro era una delle voci di un'interrogazione parlamentare presentata da Eleonora Forenza, è il fatto che a fronte di 3 cambiamenti della convenzione originaria, o meglio, la convenzione originaria era del 2009, il primo atto aggiuntivo era del 2013, il secondo atto aggiuntivo è del 2017, a fronte di 3 cambiamenti radicali, perché noi passiamo, per dire, da un costo in conto capitale di 173 milioni di euro per il pubblico ad un costo totale tra capitale e 39 anni di esercizio di 13 miliardi di euro più IVA, a fronte di una serie di situazioni che vanno a cambiare, che vanno a modificarsi. La direttiva 23 del 2014, la direttiva comunitaria 23 del 2014, obbligherebbe all'indizione di una nuova procedura di gara. E questo non è stato fatto, cambiando le carte in tavola in maniera, voglio dire, sia da un punto di vista dei costi, dei pedaggi, dei costi pubblici e della filosofia generale dell'opera, che passa da un project financing con sostanzialmente un rischio del privato ad un privato che guadagna e rischia il pubblico a fronte di una situazione che le cifre di traffico hanno dimostrato essere insostenibili. Quindi sia Impregilo da un punto di vista della gara che Codacons da un punto di vista invece della tenuta economica dell'opera vanno a fare questo ricorso al TAR Veneto. C'era la signora di cui non ricordo il nome. Grazie. Vediamo se riesco a farmi sentire con la vostra voce chiara. Quindi, premetto che sono angosciata già da tempo, perché lo sono anche di più per quello che ho sentito, che
con quello che abbiamo visto c'è veramente di che angosciarsi. Intanto, ho già detto in altre situazioni, che c'è il sonno della ragione in questo paese, cioè la cultura è a livello zero, altrimenti la gente parteciperebbe, si interesserebbe a questi argomenti, a queste discussioni, mentre così non è. Nella nostra amministrazione io ho sostenuto con molto fatica, fervore, e chi più ne ha più ne metta, ho molte cose da dire. Non vedo quello che speravo di vedere, vedo portare a compimento le opere che l'ex sindaco aveva pensato, vengono compiute da questa amministrazione. Io spero davvero che ci si svegli. Ho avuto anche alcuni scontri all'interno di coalizione, faccio sempre il nome e cognome di tutti quando apro bocca. Nel PD, ho partecipato ai miei incontri, non ho visto sensibilità ambientale, anzi alla fine hanno cominciato ad accorgersi che forse era il caso di cominciare a pensare all'ambiente. Allora c'è davvero da augurarsi che ci sia un risveglio generale, che ci sia la capacità di coinvolgere di più la gente di questa città, che, ripeto, dorme, non conosce, non si interessa, pensa che tanto vabbè, sono cose che verranno. Cioè, a parte che ci siamo già dentro, e personalmente mi permetto di fare un riferimento personale, l'ho vissuto in maniera tragica, mia figlia lavora negli Stati Uniti da 16 anni e guarda caso era in Florida quando c'è stato l'uragano, sia in Florida che in California, e quando c'è stato l'incendio in California era lì. Quindi è evidente che sono interessata anche per questo, ma credo che ci si possa interessare anche se non si è coinvolti direttamente, e che bisogna trovare gli strumenti per smuovere la città, questa città che io speravo di vedere completamente cambiata. Mi permetto di dire che così non è. Ci sono alcuni aspetti che sono migliorati rispetto all'amministrazione di Tonci, ma tutto quello che viene messo in cantiere, centri commerciali, supermercati, che bisogna ne mettere, ecco, speravo di non vederli. Si può sempre cambiare la politica, io assolutamente sono convinta di questo, purché lo si voglia. Grazie. Io volevo rivolgermi alla mamma Fas. Io non sono della città, sono della provincia Bassa Padovana e tutto sommato vivo in un'area cosiddetta gialla di attenzione e la cosa mi interessa enormemente perché sono sempre stata moltissimo attenta al discorso ambientale, al discorso della salute dei miei figli e comunque della mia famiglia e comunque del territorio. Mi stavo chiedendo mentre lei parlava così, quando parlava dei chilometri che percorre annualmente l'inquinamento, se effettivamente la zona del Conselvano dove abito è ancora gialla o se non stia diventando arancione e rossa e in che maniera possiamo muoverci con le nostre amministrazioni, vista la sua esperienza, se riesce a darmi, tra virgolette, un aggancio, cioè se possiamo richiedere esami da poter fare da parte della nostra amministrazione in forma ovviamente a carico dell'amministrazione o dell'USL, in che maniera è che possiamo muoverci in questo senso? Grazie. Sì, grazie. Ma sostanzialmente il problema non è tanto dell'amministrazione. Noi abbiamo, nella lotta che abbiamo condotto, ci siamo scontrati soprattutto con i gestori dell'acqua. Ecco un altro problema nell'ambito dello scandalo FAS. I gestori dell'acqua hanno travisato completamente quelli che sono gli obiettivi che dovevano avere, cioè quello di distribuire acqua buona. In realtà di tutto questo hanno fatto un business e purtroppo anche nella disgrazia di FAS il business si è enormemente amplificato, perché l'emergenza e quindi la necessità di usare delle infrastrutture ancora più
emergenziali ma altrettanto costose hanno provocato appunto l'interesse a sostenere una sorta di inquinamento sostanzialmente. Allora adesso per quanto riguarda la sua domanda direi che fondamentalmente è importante rivolgersi al gestore. Il gestore deve fornire, noi abbiamo fatto lunghe battaglie perché il gestore pubblicasse con le bollette le analisi dell'acqua. Poi sul fatto che la zona possa essere gialla o rossa, questo purtroppo poco importa, è un frazionamento geografico che è stato anche questo frutto probabilmente di un'indagine scientifica superficiale. L'acqua si muove, l'acqua è di tutte, l'acqua è un fatto olistico che interessa a tutti. L'acqua arriva a inquinare i pesci, arriva a inquinare le piante, arriva a inquinare i prodotti agricoli, quindi non è neanche più importante quanto è inquinata quest'acqua. Importante è che l'inquinamento è totale. Questo signore qui a fianco a me è un portatore sano di FAS, per esempio, perché indossa una giacca Gore-Tex, la vedevo prima, e probabilmente ha distribuito un po' di FAS per tutti questa sera. Lui si è digerito da un bel po' di tempo, questo non lo sapeva, però tenete conto anche di un'altra cosa, che noi possiamo fare la differenza, possiamo lottare contro queste cose, questi prodotti industriali malvagi, perché di questo si tratta. Quando ci vendevano le padelle antiaderenti, che sono cariche di FAS, ci dicevano comprate queste padelle perché così userete meno condimenti, avrete una vita più sana, avrete garantito le arterie pulite dal colesterolo e via dicendo. In realtà poi si è scoperto che i FAS, una delle conseguenze è proprio malattie cardiovascolari, quindi l'aumento del colesterolo nel sangue. Per cui era meglio il burro, era meglio l'olio, ecco, era meglio il resto, insomma, era meglio probabilmente bagnarsi quando piove, come è giusto che sia, piuttosto che girare come dei robot senza avere problemi di inumidirsi le ossa, insomma, però portandosi dietro un carico di inquinante notevole. Ecco, sono tutte promesse che questo sistema ha reso vane, purtroppo. Ecco, non so se ho risposto alla sua domanda in realtà. La preoccupazione c'è, ma è importante anche agire di fronte alla preoccupazione. Indipendentemente da quello che succede, indipendentemente che ci sia dentro una zona rossa o una zona gialla. L'importante è rifiutare un certo tipo di prodotti, informarsi su tutto a 360 gradi. È dura, è difficile, è complesso, bisogna studiare molto. Queste mamme lo hanno fatto con molte difficoltà, stando svegli la notte per studiare, per capirne qualcosa di più di chimica o di idraulica, a volte, come diceva la Michela, questa Miteni è proprio un punto in una vastità enorme d'acqua, perché lì sotto c'è un acquifero indifferenziato che è grande come il lago di Garda, cioè potrebbe essere, ha una dimensione enorme in realtà, e questa piccola fabbrica in realtà, che è un puntino nella carta geografica, ha prodotto questi disastri. I disastri però li ha prodotti anche attraverso i suoi prodotti, li ha prodotti anche distribuendo questi veleni, senza contare che esiste, ad esempio, una cosa che Michele non ha citato ma io ci tengo a citarla, il principio di precauzione. In Europa una delle questioni fondamentali, uno dei principi più grandi e meravigliosi, quasi un 11° comandamento, è proprio questo. L'industria dovrebbe farsi carico del principio di precauzione, tutto quello che viene prodotto e che dovrebbe essere prima testato, e se c'è un dubbio solo che possa far male dovrebbe essere eliminato dalle produzioni, proprio per questo principio di precauzione. Si dovrebbe produrre a circuito chiuso, non si dovrebbero creare degli scarichi che vanno a finire in pseudo depuratori, perché i depuratori della Valle dell'Agno, tanto per dire, della Valle Chiacchiera, della Valle dell'Agno, depurano solo le acque, gli scarichi biologici e non quelli chimici. Le aziende hanno conferito a questi depuratori, che fanno parte dei consorzi, degli stessi consorzi che poi gestiscono l'acqua degli acquedotti, hanno conferito anche gli scarichi chimici e si liberavano in qualche modo questi scarichi, venivano autorizzati
a scaricare queste cose. Poi, siccome la gestione di questi depuratori non sapevano più cosa farne di questi scarichi, in realtà non riuscivano a depurare, li hanno piano piano negli anni intubati in questo famoso tubo Arica, prima scaricandoli in un paese, questo paese non li voleva, li hanno portati poi alla fine in una sorta di terra di nessuno, che è il confine tra la provincia di Vicenza e la provincia di Verona, Colonia Veneta, e Colonia Veneta si ritrova adesso con un'arteria infame che porta acqua nera, si tratta di acqua nera, e che viene mescolata con dell'acqua buona. È una cosa, cioè, chiunque frequenti una chiesa oggi dovrebbe essere messo da una parte, perché l'unico difensore dell'ambiente pare sia adesso Papa Francesco, pare sia l'unico difensore dell'ambiente. Però ecco, credo che la preoccupazione ci sia, ma sostanzialmente bisogna dire, io sento qua di comitati della Pedemontana, mi chiedo come abbiano tenuto duro ad agire in maniera civile fino adesso, insomma. Valeva la pena mettersi in traverso qualche volta a queste rotte, perché forse questo è l'unico modo per farsi sentire. Vedasi la Francia, cosa sta succedendo in Francia, cosa sta succedendo in altri paesi. Di sicuro la lotta sarà sempre più cruenta, perché c'è poco da fare. Le leggi per l'ambiente provocheranno sostanzialmente l'eliminazione della democrazia. La democrazia sparirà. Questo è un fatto. I primi a subire le conseguenze dal punto di vista economico saranno quelli che sono già poveri, saranno ancora più poveri. Due domande veloci. Il comune di residenza della signora e il laboratorio accreditato che ha detto presso il quale vi siete rivolti per fare naturalmente le analisi, perché sembra che altri laboratori non siano accreditati. No, allora diciamo che i laboratori accreditati sono i laboratori ARPA, solo che loro non prendono, per esempio per quanto riguarda gli alimenti, non prendono gli alimenti da privati, ma prendono solamente, analizzano solamente prodotti su campioni di biomonitoraggi regionali, quindi non per quanto riguarda i liberi cittadini. Per quanto riguarda invece l'analisi dell'acqua, noi siamo andati nel laboratorio accreditato ARPAV ed è Acque Veronesi, che è appunto a Verona, ed è accreditato questo. Ci siamo pagati noi le analisi e abbiamo fatto analizzare l'acqua del pozzo di questo signore. Le faccio un esempio: l'anno prima era stato fatto analizzare da ARPA proprio questo pozzo, perché in fatalità è un pozzo campione, un pozzo 1, e l'anno scorso c'erano 12.000 nanogrammi e quest'anno stesso periodo, stessa profondità, stesso pozzo 68.000 nanogrammi. Questo fa capire come cambia l'inquinamento, perché l'inquinamento cammina probabilmente. Essendo che va avanti in questo modo, non si sa sotto quello che arriva di anno in anno, e le quantità e le concentrazioni di FAS che ci sono in falda, per cui che preleviamo quei pozzi, possono cambiare da zona a zona a seconda della profondità, a seconda del punto di prelievo. Per cui se questo contadino preleva quella profondità lì, la quantità di FAS che lui ha è questa. Poi noi parliamo di FAS ovviamente, ma bisognerebbe capire anche quante altre sostanze ci sono, perché sicuramente non ci sono solo i FAS, ma ci sono tante altre sostanze. Noi volevamo abbiamo spinto tantissimo sulla provincia e sulla regione Veneto perché venisse ritirata l'AIA alla Luteni. L'AIA è l'autorizzazione integrale ambientale, che è quella, diciamo così, che dà la possibilità di produrre, no? E noi avevamo chiesto più volte che venisse ritirata, anche perché a luglio di quest'anno, giugno-luglio, insomma, oltre ad aver trovato i FAS, che sono magari quelli più vecchi, catena lunga per esempio, avevano trovato dei FAS nuovi
di nuova generazione che li stava producendo proprio la Miteni in questo momento, li avevano già trovati a 2,5 km, li hanno già trovati a 2,5 km dalla Fade in concentrazioni molto alte. Ecco che tutta quella roba lì adesso è a 2,5 km, fra un anno andiamo avanti di 1,3 km, fra un altro anno cammina a questa velocità, per cui dopo a valle ci ritroviamo tutte queste sostanze. Hanno bloccato in parte l'aria, ma non gli hanno bloccato completamente l'aria. Poi noi avevamo chiesto alla procura che che la Miteni appunto venisse fatto il sequestro dei beni, invece non è stato fatto neanche questo. Poi lei ha dichiarato fallimento e gli è stato anche concesso, sì che alla fine la DuPont in Ohio è successa la stessa cosa che è successa a noi in uguale misura, solo che la popolazione era molto inferiore della nostra, mentre loro avevano una concentrazione nel sangue in America di 28 nanogrammi, noi ce l'abbiamo di 74 nanogrammi, parliamo sempre di mediana, no? Solo che in America la DuPont ha provveduto alla nuove fonti, ha provveduto l'azienda, ha provveduto a fare più monitoraggio sulle persone e ha risarcito anche attraverso una class action, ha risarcito in parte i cittadini, cioè li ha risarciti uno per uno. Invece qui da noi abbiamo cominciato a pagarci filtri che non sapevamo ancora di avere il problema. Il più monitoraggio a carico della collettività, perché sono soldi dell'ULSS della Regione Veneto, sono soldi nostri. Le nuove fonti lo stesso, parte ce li ha dati il Ministero, parte appunto ce li paghiamo con le bollette, anche quelli delle nuove fonti, i filtri ce li paghiamo noi. Alla fine l'azienda ha dichiarato fallimento, gli è stato anche dato, proprio ci sarebbe una legge che dice chi inquina paga, ma qui ci vuole una legge che dica vietato inquinare, perché poi non è neanche giusto che se uno ha i soldi per pagare possa anche pagare, non si deve più inquinare, basta. Poi se non pagano neanche ancora peggio. Grazie Cristina, adesso visto l'orario lascerei il microfono a Elena per qualche minuto di conclusioni. Qualche secondo. Qualche microsecondo, perché veramente abbiamo, a parte ringrazio chi ha organizzato, quindi ringrazio Paolo Benvenuto per aver pensato questo appuntamento, i compagni di Padova per averlo organizzato in questo modo e tutti coloro che sono intervenuti, però mi permetto di chiudere facendo una riflessione che è una riflessione politica. Credo che quando parliamo di determinati argomenti noi dobbiamo invece pensare all'interlocutore che abbiamo accanto, perché molte volte quelle persone di cui noi non ci chiediamo cosa votano, cosa hanno fatto poi nella vita, da dove vengono, in realtà credo che noi questi problemi poi dobbiamo porceli, perché se ci troviamo in determinate situazioni, se ci troviamo con l'acqua inquinata, se ci troviamo con i cambiamenti climatici, se ci troviamo con la pedemontana e se ci troviamo con tutte le altre decine e centinaia di vertenze ambientali che io come responsabile di rifondazione da quando lo sono, ed è poco, ne ho viste veramente tante, e ancora di più penso Alessandro come responsabile delle campagne di Greenpeace, queste questioni sono poi frutto di scelte che sono delle scelte politiche. In più c'è altro, i comitati, e questo è un discorso che noi spesso abbiamo fatto, devono andare oltre il confine della propria vertenza, perché non devo guardare a quello che accade nel mio giardino, mi devo rendere conto che quello che accade nel mio giardino è frutto di una precisa impostazione della società. Una precisa impostazione della società che è criticata, ed è criticata non da Papa Francesco semplicemente, che ha fatto una meravigliosa enciclica. Io sono stata ospite come coordinatrice della campagna Stop TTIP quando lui ha incontrato i movimenti ambientalisti, ma il problema non è quello, lo dicono gli scienziati delle Nazioni Unite, quindi lo dice qualcuno che è leggermente, penso, più
più titolato che il problema ambientale è un problema che ha delle cause. Queste cause sono come fino adesso è stata concepita l'economia, come è stato concepito il consumo, l'energia accentrata, il capital intensive, l'economia usa e getta, i prodotti standardizzati, i bisogni indotti, la creazione del bisogno, il ricatto che è strettamente legato poi al bisogno, cioè sono tutti questi fattori che stanno veramente dentro il rapporto e questi sono che vanno analizzati, questi che vanno studiati, e questo che noi dobbiamo capire, che se ci troviamo nel territorio delle vertenze, queste vertenze non nascono dal nulla, ma sono frutto di scelte che noi sembrano scellerate, ma sono in realtà un modo ben chiaro e proprio ben pensato di vedere la società, che è un modo che guarda lo sfruttamento, che è un modo che guarda il profitto di pochi a svantaggio ovviamente di molti, ed è una logica che nella logica del profitto a loro non interessa i 120 dipendenti della Miteni che poi vanno in cassa integrazione, non interessa neanche la Miteni stessa, perché la Miteni è proprietà di una holding lussemburghese che l'ha acquistata perché il mercato lo permette, a un'asta €1. Quindi stiamo parlando veramente di un valore che è dobbiamo renderci conto che è qualcosa di veramente mastodontico, e questo rapporto dell'ONU lo dice, dobbiamo ripensare una società in maniera diversa. Se noi ripensiamo una società in maniera diversa, forse ce la facciamo, ma se noi continuiamo a ragionare in questa logica e avere come interlocutori persone che questa logica la portano avanti a votare come è stato fatto i 5 Stelle o la Lega, che poi nel modo in cui vi ho ricordato all'inizio della mia relazione si pongono quando vanno a Bruxelles, si pongono quando vanno a Strasburgo, si pongono quando ratificano il CETA o altri accordi commerciali come quello con il Giappone, è difficile che poi facciamo un'inversione di tendenza se continuiamo poi a ripercorrere gli stessi errori. La Lega Nord ha governato il Veneto per 30 anni e ecco come l'ha governato, cioè parlano di temi che poi quando vanno sul territorio li applicano in maniera totalmente diversa. Quindi invece uno sforzo per cercare di allargare la propria visione, e questo i comitati, cioè i circoli di fondazione lo stanno facendo, lo stiamo facendo con difficoltà perché abbiamo cambiato un paradigma dal pensare al nostro, abbiamo cercato di relazionarci tutti quanti insieme per capire quali sono i problemi di tutto il territorio, e da lì abbiamo capito che è il dissesto idrogeologico, che è l'inquinamento, che sono le falde, quindi che il problema che c'è a Terme Euganei c'è in Liguria, che il problema degli incendi che c'è in Emilia Romagna ce l'hanno a Milano, che il modo della gestione dei rifiuti va completamente rivisto, e che se vi dici che va rivisto ti mandano a fuoco l'impianto di AMB come è accaduto a Roma, e come fanno i roghi che sono accaduti in Lombardia. Cioè dobbiamo pensare globale e agire locale, ce lo siamo detti tante volte, e cercare di sopravvivere il meglio possibile. Grazie, tutto qui.